Buongiorno, ben ritrovati, una buona giornata a tutti. Eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questa giornata ricca di cronaca per quanto riguarda questa nostra diretta in fascia pranzo. Tra l'altro poi vi ricordo l'appuntamento dalle 13:30 con l'approfondimento dedicato alle pensioni oggi con la CGIL. Intanto andiamo alla cronaca perché ci sono degli aggiornamenti e cominciamo dall'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio. È stato visto in gran parte della provincia trevigiana ma anche addirittura dal Padovano a un deposito logistico di un'azienda di abbigliamento e calzature di Giavera del Montello, molto vasta, 18.000 metri quadri. Vedete le immagini davvero impressionanti del rogo ancora in corso. Le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono durate tutta la notte con numerose squadre intervenute da Montebelluna, Conegliano, Treviso e Venezia, addirittura con 18 automezzi e 30 vigili del fuoco coadiuvati dal comandante provinciale Giuseppe Costa. Il rogo è stato circoscritto salvando il piano interrato dell'edificio e un'ala adiacente alla struttura principale. Di certo al di là di quelli che saranno i danni e naturalmente le verifiche che cominceranno già da oggi per comprendere le cause di questo vastissimo incendio, lo avete visto, grande impressione ha destato la colonna di fumo nero che si è levata dallo stabilimento e che appunto è stata per ore visibile a chilometri e chilometri di distanza. Noi sul posto abbiamo collegati in diretta, già li vedo, eccoli qua, il nostro Cristian Arboiti insieme a Simone Merlo. Buongiorno Cristian, e qual è la situazione al momento? Poi ci sarà anche il tema inquinamento naturalmente. Assolutamente, buongiorno Lina, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. La situazione si è normalizzata dopo ore di incessante lavoro da parte degli operatori, da parte dei vigili del fuoco che sono accorsi da ogni angolo della provincia di Treviso e non solo, come dicevi bene tu. Tra l'altro ci dobbiamo spostare proprio in questo momento perché come vedi il lavoro è incessante con camion dei vigili del fuoco. Torniamo alla serata di ieri, l'allerta è scattata poco dopo le 18, questa alta colonna di fumo visibile da buona parte della Marca, ma non solo, anche dal veneziano, decine le telefonate ai vigili del fuoco e non solo. Noi stessi come redazione di Antenna 3 siamo stati subissati di telefonate, di chiamate di persone preoccupate che ci chiedevano di fatto dei lumi su quello che stava succedendo, anche in redazione a Venezia, in redazione a Bassano del Grappa, insomma tante le telefonate, tante le persone preoccupate. Fatto sta che questa alta colonna di fumo si è elevata per l'appunto da questa fabbrica, dalla Debbie Line, una fabbrica come dicevi terzista che si occupa di abbigliamento. Qui con me per fare il punto della situazione, lo saluto e lo ringrazio, il vicecomandante dei Vigili del Fuoco di Treviso Giuseppe Quinto. Buongiorno vicecomandante, com'è adesso la situazione? Allora, la situazione come potete vedere fortunatamente vede l'incendio completamente spento, a parte qualche piccolo focolaio c'è ancora un odore di fumo che persiste ancora adesso. L'incendio è stato spento già da questa notte e adesso stiamo procedendo con le valutazioni per poter capire le origini e le cause dell'evento. Al momento non si esclude nessuna pista, sia quella colposa sia quella dolosa. Assolutamente, cioè queste fasi iniziali noi diamo spazio a qualsiasi ipotesi, per cui non è esclusa, come diceva lei, né l'ipotesi dolosa né l'ipotesi colposa o accidentale. Ma avete trovato qualcosa di sospetto al momento? Assolutamente, dai sopralluoghi fatti finora non è emerso niente di particolare, però sono ancora le prime valutazioni così a vista, poi nelle prossime ore faremo i prelievi, prenderemo del materiale, faremo analizzare, vedremo l'eventuale presenza di accelerante e da lì potremmo cominciare
a indirizzare diciamo le ipotesi verso verso una delle ipotesi, sarà il doloso, il colposo o l'accidentale. Ecco, da questo punto di vista voi state procedendo a stretto contatto con i carabinieri che vedete sul posto, quindi le indagini sono nel bel mezzo, possiamo utilizzare questo termine, vicecomandante. Poi c'è tutto l'aspetto ovviamente ambientale, lei stesso dice c'è ancora odore ed è questo odore che preoccupa particolarmente i residenti. L'ARPAV ha dato dei primi risultati, ma l'esito finale lo stiamo ancora attendendo. Che cosa ci può dire? Allora, l'ARPAV ha fatto già da ieri sera le prime indagini, ha fatto i primi campionamenti, le prime valutazioni, già dei risultati si sono avuti nel corso della notte scorsa, non sono emerse criticità particolari, i valori erano al di sotto delle soglie diciamo di preoccupazione, però nello stesso tempo loro hanno fatto anche delle valutazioni con delle volumetrie più ampie di materiale prelevato, per cui su queste valutazioni i risultati non sono ancora pronti, verranno fuori probabilmente nelle prossime ore, però forse loro saranno più precisi in merito a queste questioni. Ecco, ieri sera tra l'altro, Lina, era stato anche allestito un punto da parte del SUEM 118, un presidio, ma appunto non c'è stato bisogno, fortunatamente nessuna persona, questo lo possiamo ribadire, lo possiamo confermare, vicecomandante, è rimasta coinvolta né tantomeno ferita. Assolutamente, qui nell'azienda non è stato coinvolto nessuno, per cui dalle informazioni in nostro possesso risulta che nessuno ha subito danni, nessuno ha avuto problematiche particolari. Ecco, tra l'altro ai vigili del fuoco, agli operatori sono arrivati anche i complimenti, è arrivato il grazie del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, dell'assessore alla protezione civile Giampaolo Botaccin. Diciamo che è stata una vera e propria mobilitazione quella che vi ha visto protagonisti. Sì, la colonna di fumo si vedeva già dalla nostra sede centrale a Treviso, per cui già quello ci ha mobilitato subito in grande massa. Qui erano presenti 25 operatori, sicuramente provenienti dalla sede centrale di Treviso, ma anche da Montebelluna, da Conegliano, da Asolo, con il distaccamento volontari di Asolo, e ci ha dato una mano anche il personale da Venezia con alcune attrezzature particolari, però diciamo la mobilitazione è stata massiccia. Nello specifico, solo per capire cos'è andato a fuoco, quindi materiale tessile, materiale elettronico, c'era anche materiale elettronico? No, principalmente questa sembrerebbe sia un'azienda che tratta stoccaggio di materiale tessile o derivati, cioè quindi giubbotti, scarpe, materiale di questo tipo. Ecco, allora vicecomandante, grazie davvero. Intanto vedete alle nostre spalle gli operatori, i carabinieri che proseguono nella loro attività di indagine, ovviamente con i vigili del fuoco. Resteremo in attesa anche di queste indagini ambientali da parte di ARPAV, l'esito è atteso nelle prossime ore. Lina, con Simone Merlo direi che per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboiti, Simone Merlo, grazie al vicecomandante Quinto, anche del lavoro naturalmente svolto che ha rassicurato tutti. Hanno tentato in tutte le maniere, lo abbiamo visto, di salvare la maggior superficie possibile di stabilimento. I danni sicuramente saranno molto ingenti. Adesso andiamo sull'altro fronte della cronaca che ha attirato l'attenzione anche a livello nazionale in questi ultimi giorni. Il giallo risolto della giovane mamma uccisa in Polesine, il colpo partito da una pistola con cui stavano giocando i figlioletti, in particolare il bambino di 8 anni. Ma restano ancora alcuni interrogativi, come ci spiega il servizio realizzato dai colleghi di Padova.
Mi ha chiamato i bambini, io ero lì in garage, poi mi hanno chiamato loro. Non c'era niente vicino al corpo, vicino al corpo c'era niente al momento. Io penso che ha battuto la testa perché adesso non sapevo altro dopo, dai. E non c'era sangue? No, dopo l'ho girata, quando l'ho girata aveva sangue. Ha sangue dietro la testa quindi? Sì, qua. Giacomo Stella, il vicino di casa della famiglia di Irkia Nawi, il giorno dopo la tragedia aveva pronunciato queste parole ai nostri microfoni. Il colpo che ha ferito mortalmente la giovane mamma marocchina è partito da una sua pistola che i figli piccoli della donna avevano trovato nel capanno e che quel giorno avevano deciso di prendere per giocare. Un gioco pericoloso fatto all'insaputa della mamma e dell'anziano vicino che in quel ripostiglio teneva fucili da cacciatore e una pistola, tutto regolarmente detenuto. Un nuovo dolore si aggiunge a questa famiglia distrutta. Per una settimana i bambini di 11 e 8 anni hanno mantenuto il segreto e solo ieri sembra abbiano confessato tutto ai carabinieri. Il colpo è partito accidentalmente mentre il piccolo armeggiava con la pistola. Chi era al telefono ed è crollata a terra. L'ultima nota della Procura di Rovigo, che coordina le indagini, parla di omicidio colposo frutto di una condotta accidentale e non intenzionale. Gli investigatori però vogliono accertare anche possibili responsabilità legate alla mancata custodia delle armi e dei proiettili. Come erano custoditi, perché i bambini sono riusciti così facilmente ad accedere al capanno in cui erano riposte, sono tutti interrogativi a cui dovranno rispondere l'anziano e anche il padre dei bambini che al momento della tragedia era al lavoro. L'altra domanda a cui manca una risposta è chi ha portato la pistola del delitto nei campi dopo il ferimento. Sono stati proprio i bambini o qualcuno li ha aiutati nel tentativo di proteggerli? I piccoli dopo il ferimento della mamma avevano chiamato proprio Giacomo Stella, il vicino di casa che era corso subito da loro e aveva chiamato il 118. Irkia in condizioni disperate era stata portata in ospedale dove il giorno dopo è stata dichiarata morta. E oggi pomeriggio alle 15:30 invece a Sant'Urbano ci sarà l'ultimo saluto ad Alina Krenician, la mamma di 37 anni morta nell'esplosione della propria villetta in via Gorghi domenica 26 marzo. Il funerale sarà celebrato nella chiesa del piccolo comune della Bassa Padovana. Alina lascia il marito Michelangelo Negrello e i due figli di 9 e 3 anni che nell'incendio della loro abitazione erano rimasti leggermente feriti. Intanto proseguono le indagini da parte della Procura di Rovigo che ha aperto un fascicolo per incendio, crollo e omicidio colposo, queste le ipotesi di reato formulate. La casa era esplosa, lo ricorderete, a causa di una fuga di gas in cucina. E sono state chiuse le indagini, rimaniamo nel Padovano, rispetto all'omicidio di Mattia Caruso avvenuto a fine settembre ad Abano Terme, accoltellato dalla fidanzata reo confessa. Per lei si avvicina il processo. Omicidio volontario aggravato da una relazione sentimentale e calunnia. Sono i reati che la Procura di Padova contesta alla 31enne Valentina Boscaro, accusata di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso di 25 anni. Il pubblico ministero ha chiuso le indagini sul delitto che la giovane padovana commise la sera del 25 settembre 2022, quando accoltellò mortalmente, confessando il gesto, il fidanzato al cuore in auto, poco dopo essere usciti da un ristorante di Abano Terme. La Boscaro tentò anche di depistare le indagini, incolpando un uomo incontrato poco prima nel locale. La 31enne quasi di certo andrà a processo se il giudice per le indagini preliminari accoglierà la richiesta del pubblico ministero. Per il reato di omicidio è previsto l'ergastolo e da alcuni anni è esclusa la possibilità di celebrarlo con rito abbreviato che prevede la riduzione di 1/3 della pena. Valentina Boscaro si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in quartiere Montà. E la Procura di Milano invece ha emesso un nuovo ordine di esecuzione e pena con carcerazione per l'ex terrorista Luigi Bergamin, attualmente in Francia, già condannato per l'omicidio del macellaio Lino Sabadin, ucciso a Santa Maria di Sala nel 79. Per un errato calcolo sulla prescrizione, il nuovo provvedimento aumenta la pena residua di 2 anni, portandola a 18 anni, 11 mesi per concorso morale negli omicidi commessi da Cesare Battisti, del maresciallo Antonio Santoro e dell'agente Andrea Campagna tra il 78 e il 79. Bergamin, 74 anni, è uno dei 10 ex terroristi italiani per i quali la Corte di Cassazione francese ha recentemente negato l'estradizione, scatenando una serie di polemiche di cui vi avevamo riferito anche da parte naturalmente dei familiari delle vittime.
Abbiamo la certezza di infiltrazioni mafiose in Veneto, l'ha detto il presidente Zaia, interrogato ieri come ultimo testimone, in quanto parte lesa, parte civile, in aula bunker a Mestre nel processo contro la presenza dei casalesi a Eraclea. Prima eravamo convinti di essere, quantomeno avevamo forse la presunzione di essere indenni da questi fatti. Oggi non abbiamo più questa convinzione, c'è la certezza che abbiamo fatti di infiltrazioni malavitose, mafiose anche nel tessuto del Veneto ed è giusto evidenziare questo. Il governatore Zaia è stato l'ultimo testimone eccellente nel processo sulla presenza dei casalesi a Eraclea, oggi pomeriggio nell'aula bunker del Tribunale a Mestre, e in cui la regione si è costituita parte civile. Zaia ha anche detto di non aver mai avuto notizie prima dell'arresto di Donadio a febbraio 2019 della presenza di un'associazione mafiosa o di infiltrazioni mafiose a Eraclea. Ho fatto il mio dovere, la regione si costituisce in questi casi come parte civile, lo abbiamo fatto anche in questo caso e sono venuto a deporre come prevede la legge, come dovrebbe fare qualsiasi cittadino. La regione potrebbe anche, nonostante la legge, non costituirsi parte civile. La legge lo prevede e penso che sia un obbligo da parte di noi cittadini non solo di costituirsi ma anche di denunciare nel momento in cui vediamo che qualcosa non va. Dopo questa testimonianza il dibattimento si chiude. Numerosi gli imputati che in parte hanno patteggiato, altri sono sotto giudizio per giri di appalti poco chiari, favori di varia natura e denaro sconosciuto al fisco. Le indagini avevano portato alla luce nel febbraio 2019 un sistema di malaffare diffuso e legami tra esponenti della camorra originari della Campania, imprenditori e politici di Eraclea, oltre che bancari, professionisti e componenti delle forze dell'ordine. Per circa 20 anni, come confermato dalla sentenza del rito abbreviato, il clan mafioso aveva gestito i propri affari nella zona, stringendo alleanze con la politica e l'imprenditoria locale. Il boss dell'organizzazione, ora libero, era considerato Luciano Donadio. Di nuovo nel Padovano per un'auto che si è ribaltata in mezzo alla strada ieri pomeriggio vicino a Prato della Valle. Vediamo le immagini. Attimi di paura ieri pomeriggio in via Ariello a Padova. Un'auto all'improvviso, dopo una leggera sbandata, si è capovolta. La donna alla guida, grazie all'intervento di un passante, è riuscita ad uscire dal tettuccio dell'auto, mentre il passeggero che era con lei è rimasto incastrato. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per estrarre l'uomo, che poi è stato soccorso sul posto. Fortunatamente, a parte lo spavento, non ha riportato gravi ferite. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e per chiudere la strada finché non è stata rimossa l'auto. E arriva anche la notizia dal Veronese di un maestro elementare di 26 anni indagato per violenza sessuale aggravata nei confronti di un'alunna di 11 anni. Come riporta la stampa locale oggi, ieri si è tenuto l'incidente probatorio davanti al GIP per raccogliere la testimonianza della piccola, mentre l'istituto ha immediatamente sospeso l'insegnante. I fatti contestati risalgono tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre scorsi e si sarebbero succeduti per una settimana. L'insegnante nega di aver tenuto quei comportamenti nei confronti della ragazzina. Secondo quanto riferito, la procura scaligera ne ha già chiesto il rinvio a giudizio per un reato simile. E arriva invece da Venezia l'esito di un'operazione del Nucleo Ispettorato Carabinieri del Lavoro in collaborazione con i militari del comando provinciale. Sono stati controllati pubblici esercizi di ristorazione e parrucchieri della provincia con 27 lavoratori individuati, di cui 3 in nero. 3 pubblici esercizi sono stati sospesi per gravi violazioni sulla sicurezza. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per oltre 150.000 euro. In particolare una multa di oltre 35.000 euro è stata comminata a un ristorante di Noventa di Piave, nel quale c'erano 2 lavoratori non registrati, oltre a numerose violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività è stata sospesa e sono state elevate sanzioni per 35.000 euro. Stessa multa per un ristorante di Mira nel Veneziano, dove lavorava una persona in nero, con numerose violazioni sulla sicurezza, e altre sanzioni poi hanno riguardato le zone di Porto Gruaro, Chioggia, Dolo, Jesolo, Caorle e Mirano. Quindi controlli a tappeto davvero da parte
dell'Ispettorato del Lavoro. Le agenzie di stampa battono un'altra notizia che riguarda invece i controlli eseguiti in questo caso dai carabinieri del NAS in tutta Italia, controllo delle mense, degli ospedali e delle strutture sanitarie. 992 addirittura i punti di preparazione dei pasti all'interno di altrettante strutture che sono stati verificati, controllati dai carabinieri del NAS con irregolarità nel 34% dei casi, quindi su 992 punti di preparazione 340 presentavano irregolarità, 431 le infrazioni penali e amministrative per complessivi 230.000 euro di sanzioni. Tra l'altro alcuni di questi controlli hanno riguardato proprio proprio il territorio veneto. Sono state interessate strutture a Treviso, Venezia, Treviso, Venezia e Belluno, 9 le ispezioni nel trevigiano, 8 nel veneziano, 6 nel bellunese, con una serie di non conformità rilevate. Solo in un caso, una violazione penale, siamo nel trevigiano, con un'omessa manutenzione degli impianti antincendio, mentre 8 sono state nel trevigiano le inadeguatezze igienico-strutturali rilevate, sanzioni in questo caso in Veneto, approfondiremo naturalmente nel corso dei nostri telegiornali, per circa 10.000 euro. Adesso andiamo a Vicenza, dove c'è stato l'ennesimo caso di una pesante minaccia nei confronti di personale sanitario, in particolare una dottoressa, medico di base, si è ritrovato un bossolo di proiettile nella buca delle lettere. Ha sporto denuncia alle forze dell'ordine e all'ordine dei medici di Vicenza, con il presidente Valente che dice categoria dei medici di base amareggiata dall'escalation di violenza e si appella all'aiuto delle istituzioni. Camici bianchi bersagliati dalla rabbia dei pazienti, che troppo spesso si trasforma in aggressività. Stavolta è capitato ad un medico di base in servizio nel quartiere San Pio X. Una dottoressa, che preferisce rimanere anonima, ha raccontato di aver trovato il bossolo di un proiettile nella cassetta delle lettere. Minaccia che è stata denunciata alle forze dell'ordine e che viene confermata dal presidente dell'Ordine dei Medici di Vicenza, a cui si è subito rivolta. Dopo i casi del pronto soccorso, un caso eclatante che riguarda la dottoressa che ha trovato nella cassetta della posta riservato alle richieste dei pazienti e alle comunicazioni con i pazienti un bossolo di proiettile. Naturalmente quando la dottoressa ha aperto la cassetta della posta e ha visto il bossolo è andata nel panico. Un'escalation di violenze e minacce, spiega il presidente, è diventata sempre più preoccupante. Il problema è che al di là di questo fatto, questa è un'escalation che si verifica da un po' di tempo nel nostro territorio, soprattutto nei riguardi della medicina generale, colpisce prevalentemente le giovani dottoresse. Sta di fatto che è una cosa che preoccupa molto, preoccupa noi come ordine, preoccupano i colleghi sono molto arrabbiati, sono molto amareggiati e non vi nascondo per la verità che c'è un buon numero di medici che vuole lasciare. Anche la dottoressa, che ha raccontato di aver ricevuto in passato da parte dei pazienti offesi e addirittura una minaccia di morte, ha manifestato l'intenzione di andarsene. Anche la dottoressa ha manifestato l'intenzione di abbandonare la professione e di andare a lavorare in qualche altra parte come medico o all'estero da qualche altra parte, in modo da levarsi da questa angoscia. Nonostante la tensione in merito al problema sia elevata, l'appello dell'ordine va alle istituzioni. Perché spieghi veramente quali sono le difficoltà operative in cui lavora il medico di famiglia. Fin qui questo gravissimo episodio di cronaca. Adesso vedo collegata in diretta la nostra Valentina Visentin da Padova, perché ci sono presidi un po' in tutta la regione oggi dei sindacati per denunciare le carenze di organico nelle sedi INPS. Ne parleremo tra poco, tra l'altro, con l'ospite che avremo collegato, Antonio Pone, che è alla direzione centrale entrate dell'INPS a Roma in questo periodo, in questo suo nuovo incarico. A te la linea, Valentina, buongiorno.
Sì, buongiorno da Padova. Padova, come hai detto Lina, è una delle tanti sedi in Veneto dove sono in corso da questa mattina i presidi dei dipendenti dell'INPS che denunciano la carenza di personale, soprattutto con lo slogan "I conti non tornano", vogliono chiedere a Roma come mai delle 4.000 nuove assunzioni previste per quest'anno dall'INPS solo 1.000, più di 1.000 siano destinate solo a Roma e per il Veneto siano destinate solo 206 persone, molte delle quali sembrano che abbiano anche già rinunciato alla posizione. Qui a Padova siamo davanti sotto la sede centrale di via Delù, ma ci sono anche le agenzie sparse in tutto il territorio della Bassa e dell'Alta Padovana, e qui con me ci sono Angela ed Enza. Angela dipendente di Padova, Enza invece dell'agenzia di Campo San Piero. Che servizi verrebbero a mancare, Angela, con queste mancate assunzioni? Diciamo tutti i servizi che riguardano l'INPS. L'INPS è il più grande ente di previdenza a livello quasi europeo, quindi parte dalla previdenza, pensioni, a tutto il welfare che ha sostenuto il paese, quindi dalla NASPI all'assegno unico, all'ISEE, reddito di cittadinanza, quindi tutti i servizi che noi abbiamo a cuore tutti i giorni. A rischio anche le agenzie del territorio come quella in cui lavora Enza, che è quella di Campo San Piero che serve l'Alta Padovana. Sì, perché siamo rimasti veramente pochissimi, siamo in 9 perché c'è un pensionamento nell'immediato, 2 colleghi andranno via con la mobilità nazionale, resteremo in 7, il bacino d'utenza è da 150.000 persone, non c'è più proprio il personale per garantire i servizi, le assunzioni non basteranno comunque. Questa è la situazione delle sedi INPS nel Padovano, ma diciamo che è una fotografia di quello che avviene in tutto il Veneto. Oggi la mobilitazione è iniziata alle 10:30 con le assemblee interne e da mezzogiorno è in corso la protesta, che non si fermerà se non ci saranno delle risposte da Roma. Infatti i sindacati di CGIL, CISL e UIL hanno annunciato ulteriori mobilitazioni nei prossimi giorni se non ci saranno delle risposte in tal senso da Roma. Da Padova è tutto, Lina, restituisco la linea allo studio. Grazie Valentina, nel corso dei nostri servizi di questa sera, dei nostri telegiornali, sicuramente vedremo altri approfondimenti, perché davvero, come detto, in tutte le sedi da Treviso a Belluno si sono svolti questi presidi, e poi sentiremo da Roma, da chi è ai vertici naturalmente dell'Istituto Nazionale di Previdenza, quale sarà anche la risposta rispetto a questa denuncia di carenze di organico. A Vicenza il vescovo Monsignor Giuliano Brugnotto, nella sua prima settimana santa nella comunità vicentina, ha lanciato un messaggio legato all'inquinamento da FAS. Sentiamo le sue parole. Il nostro territorio è stato ferito da questa vicenda di inquinamento e credo al più presto, come mi hanno rivolto un appello consistente le mamme No FAS, credo sia necessario dare una risposta, anche perché più passa il tempo più il problema dell'inquinamento si può allargare, come è abbastanza attestato, e quindi da parte di tutti, credo insieme alle autorità pubbliche, le realtà delle imprese, anche realtà private, possano dare davvero un contributo per trovare una soluzione che deve essere anche una soluzione a livello legislativo, perché vietare l'utilizzo di queste sostanze è fondamentale sia qui che in Europa come in giro per il mondo. Torniamo adesso in diretta da Giavera del Montello con il nostro Christian Arboit, che ci sta aggiornando sul incendio violentissimo che ieri ha distrutto un deposito di abbigliamento. Lo vedo in diretta con il sindaco Cavallin. A te Christian. Sì, Lina, è arrivato anche il sindaco pochi minuti fa, sindaco che di fatto è stato per ore qui anche ieri sera, lo avete visto anche nel nostro telegiornale, ha lanciato l'appello a chiudere le finestre. E adesso com'è la situazione, sindaco? So che lei è in contatto stretto con l'ARPA. La situazione adesso è sotto controllo, tutto sommato, sia per quanto riguarda l'incendio sia per quanto riguarda anche l'eventuale inquinamento. Le due analisi che
che abbiamo finora fatte in prima mattinata hanno dato esito del livello quantitativo di esito negativo, quindi sotto la soglia ma abbastanza. Adesso aspettiamo le altre 2 analisi che arriveranno oggi pomeriggio, anche perché così dopo possiamo sciogliere eventualmente la riserva. Comunque, diciamo che lei intanto sulla base di questa prima risultanza ha deciso di tenere aperte le scuole che sono qui vicine. Sì, le scuole stamattina abbiamo concordato anche con la dirigente scolastica appunto di tenerle aperte, anche perché non c'erano, viste anche le analisi, non c'erano delle pericolosità tali da tenerle chiuse. Chiaramente anche perché una delle analisi era fatta proprio qua alle scuole elementari. Comunque sempre mantenendo le precauzioni, tenendo le finestre chiuse e purtroppo i ragazzi non andando a fare la ricreazione. Ecco, quindi su questo abbiamo cercato di mantenere sempre tutte le precauzioni, come le cerchiamo di mantenere con tutti i residenti, dicendo che appunto siano più possibile a casa, o meglio chiusi, e che se vanno fuori magari utilizzare anche una mascherina se hanno qualche problema. Evitare le passeggiate del pomeriggio, esatto. post pranzo. Spero che nel pomeriggio, quando mi arriveranno le ultime analisi, posso dare via libera, ecco, questo sì. Senta Sindaco, un'ultimissima domanda. Questa è una fabbrica comunque storica per il territorio, un duro colpo. Questa è una fabbrica storica perché era stata una fabbrica per decenni della Benetton, la produzione del capospalle, aveva più di 200 operai impiegati che lavoravano qui, ma dopo anche tutto l'indotto che all'epoca la Benetton aveva. Poi è stata dismessa dalla Benetton, l'ha acquistata la nuova proprietà. Comunque anche per quanto poco è sempre un'attività produttiva, e con un'attività produttiva vuol dire avere degli impiegati, e pertanto adesso speriamo che si risolvino nella miglior maniera possibile e che questi continuino a trovare lavoro. Ecco, questo è importante. Grazie Sindaco Cavallin. Come vedi continuano le indagini da parte di Vigili del Fuoco, Carabinieri, è arrivata anche la polizia locale, quindi stanno dialogando in questo momento con la proprietà sostanzialmente. Cercheremo di raggiungere anche i proprietari dello stabile e quindi capire anche il punto di vista dell'impresa. Per il momento linea è tutto, ti restituisco la linea con Simone Merlo, buon lavoro. Grazie Cristian, grazie, buon lavoro a voi. Vediamo appunto che sarà un'altra giornata di lavoro intenso e di indagini approfondite lì a Giavera per cercare di capire cosa è successo. Mentre il nostro collega parlava, vi abbiamo mostrato le prime immagini dall'interno dello stabilimento. Avete visto la devastazione in questo deposito dove tutto è andato purtroppo bruciato nella porzione naturalmente dei complessivi 18.000 metri quadrati di superficie che è stata raggiunta dalle fiamme, perché i vigili del fuoco hanno davvero fatto un grande lavoro per cercare di limitare il più possibile i danni di questo rogo. Ora ad Altavilla Vicentina i cantieri della TAV a breve metteranno in crisi la viabilità cittadina. Verso la fine di aprile verrà chiuso il cavalcavia di via Paganini e la nostra redazione di Vicenza ha raccolto con Daniele Garbin quella che è la posizione del sindaco. Sentiamolo. Ponte di via Battaglia a Montecchiomaggiore ci è stato detto che sarà riaperto entro fine di aprile, anzi un mese data dall'incontro, quindi dovrebbe essere il 23 aprile. Di conseguenza abbiamo ipotizzato che la chiusura di via Paganini possa essere in conseguenza, e quindi il 26 aprile teoricamente. Teoricamente, dice con prudenza il sindaco di Altavilla. Il cantiere della TAV, infatti, che avanza verso il suo comune, sta accumulando ritardi consistenti che stanno facendo slittare in avanti l'esecuzione di alcune opere molto impattanti. I lavori sul cavalco ferrovia di via Paganini, che dovrà essere completamente demolito e rifatto, secondo il cronoprogramma dovevano essere avviati alla fine di gennaio. La data più probabile invece sarà il 20 e il 21 maggio. Il mancato ripristino infatti della viabilità sul ponte Battaglia alle Alti di Montecchio invece induce il sindaco Dalla Pozza ad essere previdente per non isolare il suo comune con la chiusura di importanti arterie stradali. Le ordinanze che sono di nostra competenza non sono ancora firmate e attendiamo ulteriori incontri che abbiamo a livello tecnico già fissato per domani e anche per giovedì prossimo,
e un ulteriore incontro con i vertici, stavolta di Erika Vadue, che con il comune di Montecchio stiamo seguendo e sollecitando. Un cantiere molto affollato in questo punto. Da un lato il vecchio cavalcavia verrà smantellato in 4 tronconi e richiederà 2 giorni di stop della viabilità della linea ferroviaria. Sul lato del Melaro, quel lato verso sud, verrà praticamente costruito il nuovo impalcato di 55 metri in acciaio, dopodiché con le gru verrà posizionato. Le lavorazioni per via Paganini prevedono un anno, quindi aprile-maggio del 2024. Tempo di elezioni, giusto? Controlli dei carabinieri invece in tutto l'altopiano e parte del territorio dei comuni pedemontani. Vediamo. Maxi controlli dei carabinieri di Thiene supportati da 2 pattuglie della Forestale di Roana e Asiago per arginare fenomeni predatori e verificare la gestione del trasporto dei rifiuti e del legname da parte dei privati dopo i numerosi episodi di abbandono sconsiderato riscontrati sul territorio. I posti di controllo si sono concentrati sull'altopiano, al casello autostradale di Thiene e nei comuni pedemontani tra Breganze e Due Ville. Oltre 40 pattuglie dell'Arma hanno proceduto alla particolare sorveglianza per prevenire i furti sulle auto parcheggiate, che ha portato all'identificazione di 250 persone, di cui una ventina con precedenti di polizia. I carabinieri forestali hanno proceduto invece al controllo delle attività di silvicoltura e trasporto rifiuti, controllando nello specifico una dozzina di camion e tir carichi di tronchi, imballaggi in legno e fanghi di lavorazione. E tra le principali occupazioni delle forze dell'ordine c'è il contrasto allo spaccio di stupefacenti un po' in tutto il territorio. Sono sempre più giovani i consumatori, quelli che si avvicinano a dipendenze non solo da droghe ma anche alcol e tabacco. Il CEIS, Cooperativa Sociale di Treviso, che compie quest'anno 40 anni, ha fatto il punto sulla propria attività e su quella che è in questo momento nel proprio raggio d'azione la situazione rispetto appunto alle dipendenze e alle persone fragili. Con 174 persone accolte nelle proprie strutture, 10 nuove assunzioni solo nel 2022 e centinaia di programmi conclusi sul territorio e nelle scuole, la cooperativa sociale CEIS Treviso festeggia i 40 anni al fianco dei più fragili con dipendenze da alcol, tabacco e droghe e con difficoltà di salute mentale. Oggi la grande sfida sono i ragazzi che sempre più giovani finiscono nel buco nero delle dipendenze, alcol e tabacco soprattutto, ma anche le droghe illegali. Registriamo sia noi sia a livello nazionale un abuso da parte dei giovanissimi di alcol e di tabacco. Per quanto invece riguarda le sostanze illegali, hashish eccetera, c'è una fetta un po' minore, quindi la preoccupazione verso il mondo giovanile è quella di fare delle attività di prevenzione soprattutto rispetto all'uso dell'alcol e del tabacco. Hanno bisogno di essere accompagnati per una parte della loro vita per cercare di riprendere la propria vita. Fondamentale la prevenzione con gli interventi nelle scuole per dare informazioni corrette. CEIS gestisce 6 sedi con 74 posti per gli ospiti e 68 professionisti assunti tra Treviso, Mogliano, Cessalto e Preganziol. La prossima sfida con ULS 2 e il SERD di Treviso è un centro diurno. L'esigenza di aprire un centro diurno per i giovani e per quanto riguarda invece i pazienti ricorrenti, quindi un intervento diurno rispetto invece alle 6 case residenziali che già oggi abbiamo nel nostro territorio. Oggi e per il futuro prossimo la priorità sono i giovani che non riescono a darsi un limite e diventano dipendenti, ma anche i più anziani che corrono seri pericoli per la salute. Contemporaneamente ci sono persone che invece dal lungo corso hanno nella propria vita la dipendenza da sostanze o da alcol e quindi hanno bisogno di un supporto diverso dai ragazzi giovani. Tra gli ospiti anche 28 condannati a misure alternative al carcere, in affidamento, messa alla prova, con obbligo di dimora, essenziale in tutti questi casi la professionalità degli operatori. Ancora cronaca questa volta dal Bassanese, in particolare da Romano Dezzelino, dove c'è la nostra Monica Smiderle, perché c'è stato un atto vandalico sul Colle di Dante dove è stato bruciato il leone. A te la linea, Monica, buongiorno.
Buongiorno a tutti, mi trovo a Romano Dezzelino, precisamente sul Colle di Dante. Con me Raffaele Gheno, che è presidente dell'associazione Palladio Floris, e il sindaco di Romano Dezzelino Simone Bontorin. Che cosa è successo sul Colle di Dante? Ieri sera sconosciuti hanno incendiato l'installazione che c'era alle mie spalle. Si trattava, presidente, di un leone, perché voi che cosa fate sul Colle? Praticamente noi sul Colle andiamo a ripristinare delle opere d'arte per valorizzare il Colle della Divina Commedia. Che cosa è successo ieri sera? Verso le ore 19 o 20 più o meno hanno dato fuoco a questa struttura che rappresentava il leone, una delle fiere della Divina Commedia. C'è grande amarezza. Grande amarezza e grande dispiacere di questo. Perché? Perché gente idiota va a passare il tempo, non si sa come, cosa e perché, e va a rovinare un qualcosa di bello. Anche perché dovete sapere che non è la prima volta. No, nel 2019 ci sono stati altri atti vandalici minori di questo. Non riusciamo a capire il perché. Sindaco, lei ha dichiarato subito, li prenderemo, perché insomma è inaccettabile quanto è successo ieri sera nuovamente sul Colle di Dante. Sì, ieri sera questo atto, che può essere definita una bravata dai più, però è un atto anche che ha una sua rilevanza, probabilmente anche penale. Quindi con i carabinieri ci siamo subito attivati, la zona è monitorata da videosorveglianza, ci sono sia telecamere private che sul cimitero, quindi in questo modo dovremo riuscire a incrociare i dati ed avere anche una certa raggio d'azione per capire chi è stato. Quindi se qualcuno si sente chiamato in causa o dovesse venire a sapere di questa indagine che stiamo portando avanti, è meglio se si va avanti prima, perché potrebbe beneficiare dell'essersi presentato, perché nel caso contrario noi comunque procederemo in modo da ripristinare e rimediare. Questo è un demanio pubblico, è un patrimonio del comune ed è un patrimonio di tutti per la sua arte. Bene, io ringrazio il sindaco e dunque chiudiamo con l'appello appunto da parte del comune. Ringrazio anche il presidente di Palladio Floris e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, grazie ai tuoi ospiti. Noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo tra poco con altre notizie e altri collegamenti. Eccoci di nuovo in studio, in diretta per la prima edizione di Antenna 3 con tanta cronaca oggi e tanti collegamenti. Andiamo subito sul sito del Corriere della Sera, perché i quotidiani, i siti online stanno battendo la notizia di un nuovo ricovero al San Raffaele di Milano per Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, che lo ricordiamo ha 86 anni, è stato sottoposto a un attacco ed è in attesa di ulteriori accertamenti. Già la settimana scorsa era stato ricoverato per quelli che erano stati definiti dei controlli. Fin qui il Corriere, ma sul Foglio si parla di un Berlusconi ricoverato in terapia intensiva della cardiochirurgia al San Raffaele, appunto. Le sue condizioni, a quanto risulta, scrive il Foglio, non sarebbero drammatiche. L'ex premier, appunto, era già stato ricoverato nei giorni scorsi per alcuni accertamenti. Seguiremo poi naturalmente eventuali ulteriori aggiornamenti rispetto a questo. Dovrebbe essere collegato via Skype, eccolo qua, lo saluto e lo ringrazio. Bentornato il dottor Antonio Pone alla direzione centrale entrate dell'INPS. Lo avevamo lasciato salutato da direttore veneto dell'Istituto di Previdenza. Buongiorno Pone e ben trovato. Buongiorno a voi e grazie per l'opportunità di essere insieme oggi. Lei è collegato da Roma naturalmente. Sono nel mio ufficio romano, qui all'Eur, vicino al Palazzo della Civiltà del Lavoro. Senta, ci dica innanzitutto come sta andando questa esperienza, perché lei aveva annunciato proprio qui dal nostro studio che avrebbe lasciato Venezia per questo incarico naturalmente che è di estremo rilievo. Insomma, lei è alla direzione centrale entrate dell'INPS, quindi il settore, uno dei settori chiave naturalmente dell'istituto, e non è tutto sommato da poco, insomma, avere un veneto, un trevigiano in quel posto. Sì, allora è un'esperienza molto bella. Un'esperienza molto bella, diciamo che da un punto di vista così professionale è sicuramente una sfida impegnativa molto appagante. Do qualche dato per dare l'idea di cosa si vede dalla direzione centrale entrate dell'INPS. L'INPS, lo ricordo a tutti, è il secondo bilancio in Italia dopo quello dello Stato.
sotto il profilo dei flussi di entrate e di uscite, ed è ovvio che sia così visto il tipo di attività che svolge. Le entrate contributive che passano attraverso l'istituto, quindi passano attraverso la Direzione Centrale Entrate, sono 237 miliardi all'anno, quindi sono numeri ovviamente imponenti. Gestiamo 25,7 milioni di lavoratori assicurati. Abbiamo il rapporto assicurativo contributivo con 1.800.000 imprese assicurate. Gestiamo su questo imponente ammontare di entrate, 237 miliardi, 20 miliardi di agevolazioni contributive, significa riduzioni di aliquote legate a incentivi, ad esempio all'assunzione di lavoratori. Sul versante del lavoro autonomo, che è un versante che in Veneto è molto attivo, che a livello nazionale abbiamo 1.900.000, quasi 2 milioni di commercianti iscritti e circa 1,5 milioni di artigiani iscritti. Quindi complessivamente il lavoro autonomo assomma a 3,5 milioni di soggetti iscritti all'istituto. Questo dà l'idea di quello che è la mole di interazioni che si gestiscono, i flussi finanziari. Tutto questo poi va a popolare le posizioni assicurative, il conto individuale dei singoli lavoratori, che darà poi luogo a prestazioni previdenziali, quindi pensioni, ma anche prestazioni di sostegno del reddito, quindi NASPI, cassa integrazione, intervento, fondo di garanzia sul TFR per le ultime mensilità in caso di fallimento del datore, quindi tutto quello che è il bouquet delle prestazioni previdenziali connesse a un rapporto assicurativo. Da questo punto di vista veramente è un osservatorio importante su molti fenomeni. Stiamo cercando ovviamente con tutta una progettualità nuova di rilanciare in una chiave evolutiva, spingendo molto in particolare sull'aspetto informatico, cioè cercando di lavorare molto, come ci viene richiesto, sul versante delle semplificazioni. Voi avete l'osservatorio diretto su quella che è la base contributiva, ne abbiamo parlato tante volte del fatto che si sta assottigliando questa base, si sta riducendo questa base contributiva, ma sappiamo che per poi riuscire a pagare le pensioni è necessario naturalmente che ci siano i versamenti. Come sta andando da questo punto di vista? Che situazione ha trovato? Allora, da questo punto di vista possiamo innanzitutto dire che sotto il profilo delle entrate contributive, per quanto riguarda il corrente, siamo a livelli comunque che nonostante la pandemia, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, le entrate contributive hanno sostanzialmente tenuto. Sappiamo che è importante che vi sia stabilità nel volume delle entrate contributive, perché accanto ai ragionamenti di sistema che si fanno, ed è giusto farli, sul tema della denatalità, dell'inverno demografico, dello squilibrio della popolazione attiva a vantaggio delle corti di età più elevata e quindi della necessità di riequilibrare la piramide di età, e questi sono fattori demografici, sono fattori sociali, sono fattori socio-economici. Accanto a questo c'è anche il tema di garantire nel corrente stabilità di entrate, perché appunto le crisi congiunturali, le sospensioni, i periodi di attività relativamente ridotta per effetto di appunto fenomeni come quelli che abbiamo vissuto nel recente passato, possono introdurre ulteriori elementi di squilibrio, ovviamente non legati a fattori demografici, no? Ma legati semplicemente ad aspetti cosiddetti congiunturali, no? Cioè all'andamento del sistema economico. Ecco, possiamo dire che fortunatamente, se guardiamo 2020, 2021, 2022, complessivamente, nonostante la pandemia, c'è stata una sostanziale stabilità delle entrate contributive e poi l'anno scorso una ripresa, sui livelli di tendenza che conoscevamo e ai quali siamo abituati. Evidentemente per il futuro sarà importante il tema invece strutturale, demografico, perché i contribuenti sono appunto i lavoratori e qui i fattori di lungo periodo che incidono sulle entrate contributive sono, come detto, natalità, denatalità, il tema ovviamente del tasso di occupazione, perché chiaramente più a parità di popolazione, più sono i lavoratori attivi, effettivamente impiegati, più si allarga il numero dei soggetti contribuenti,
e da questo punto di vista anche il tema nel frattempo di quelle che possono essere le misure di elevazione, no, in una logica di sostenibilità dei requisiti pensionistici. Pensiamo a tutto quello che sta succedendo per esempio in queste settimane in Francia. Esatto, perché poi ci sono anche delle novità da questo punto di vista in questo 2023, no, dottore, sul come andare in pensione, sulle opportunità che ci sono rispetto a quello che succede in Francia. Che opinione si è fatto e qual è la situazione in Italia? In realtà lì si discute di un'età pensionabile che da noi è già superata. Infatti, da questo punto di vista si possono fare alcune considerazioni che interessano la generalità degli ascoltatori. La sensazione che ho è che quello che sta accadendo in Francia sia un po' quello che è accaduto ai primi degli anni 2000 in Germania quando si intervenne con la riforma del mercato del lavoro. Lì per lì non fu compresa e generò forti tensioni politiche. A distanza di 10-15 anni poi la valutazione che se ne dava alla metà appunto degli anni 10 è che se non si fossero fatti quegli interventi la Germania non avrebbe avuto la posizione di primazia, di leadership che in quel momento godeva. No? Cioè ci sono delle riforme che si fanno e che apparentemente nel momento in cui si fanno sono impopolari ma che hanno magari una base importante sotto un profilo teorico. Lì per lì non ne viene compresa l'importanza viene compresa molti anni dopo. Ecco, io ho la sensazione che si vada in questa direzione. La Francia, secondo me, fa capire chiaramente qual è la direzione verso la quale progressivamente molti stati andranno. Quello di investire sulla natalità, loro lo fanno da almeno 15 anni con politiche molto sostanziose, il governo ha preso a farlo e quindi anche in Italia abbiamo visto, sia pure con ritardo, stiamo comunque andando in quella direzione, e dall'altra parte un intervento su quello che era l'età pensionabile, poi sulle forme si può discutere, naturalmente sulle soluzioni adottate, no? Anche perché è un tema che abbiamo affrontato, non tutti sono nella condizione di arrivare a una certa età e quindi il tema della flessibilità è un tema fondamentale che va risolto sempre in una logica condivisa con le parti sociali, ma al netto di questo il tema di andare ad elevare progressivamente l'età pensionabile è un tema che è nelle cose, perché il sistema deve avere una sua sostenibilità interna. L'alternativa è quella dell'intervento dello Stato attraverso fiscalità generale, il che significa con finanziamenti a carico dei cittadini per altra via attraverso le imposte e le tasse. È chiaro che i fondi che sono destinati a questo tipo di spesa sono sottratti ad altri tipi di attività, per esempio di investimento o di altra natura, che sono anch'essi molto importanti. Diciamo che in Italia l'età media alla quale si esce oggi è comunque inferiore, significativamente inferiore a 64 anni e quindi, diciamo così, a fronte di un'età teorica legata alla vecchiaia riforma Fornero, 67 anni, in realtà per effetto dell'anticipata, per effetto delle forme di uscita agevolata, l'età, diciamo, grosso modo media alla quale si esce oggi supera di poco i 62 anni. Quindi nel tempo probabilmente si andrà verso forme di flessibilità ulteriori su cui non c'è stato il tempo di ragionare a fine anno perché il governo era appena entrato in carica e quindi la legge finanziaria non ha avuto la possibilità di sviluppare quel dibattito che è necessario relativamente a temi di questa importanza e delicatezza, ma certamente questo 2023 sarà dedicato proprio a sviluppare una riforma che dia regole più strutturali sulla flessibilità e soprattutto più stabili, perché le regole sono variate troppo nel tempo e il tema previdenziale è un tema che deve essere strutturato in una logica di patto tra cittadino e Stato, in cui le regole siano certe e stabili nel tempo. Sostanzialmente nel 2023 si va in pensione con le stesse modalità degli anni precedenti, non ci sono particolari elementi di novità né sul tema della vecchiaia, il requisito anagrafico dei 67 anni è sempre quello, non ci sono novità sotto il profilo della anticipata. La novità principale è quota 103, quota 103 che consente sostanzialmente l'uscita ai nati entro il 31 dicembre del 1961 che maturano 41 anni di contributi entro il 31 dicembre del 2023. C'è però un aspetto particolare di quota 103, il raggiungimento del requisito non fa maturare il titolo
al trattamento pieno, ma il trattamento che viene erogato è pari a una certa soglia, diciamo così, oltre la quale, diciamo, la restante parte non viene erogata. Quindi da questo punto di vista, diciamo così, è una novità, nel senso che il trattamento che viene erogato è pari a 5 volte il trattamento minimo, oltre diciamo, la parte successiva non viene corrisposta. Quindi è una forma di uscita nuova, ma diciamo, soggetta a penalizzazione quanto importo. Ovviamente l'altro elemento di novità riguarda il rinnovo dell'APE sociale, ma non è una vera novità, semplicemente la conferma di questo istituto, peraltro non molto utilizzato. Il depotenziamento di Opzione Donna, voi avete assistito a un grande dibattito anche al tema, diciamo, se riservarla solo alle donne con figli piuttosto che no. Di fatto è stata mantenuta la possibilità a tutte le donne, ma solo in presenza di alcuni requisiti di particolare qualificazione legati a requisiti di invalidità civile o in qualche modo essere figure uscite dal mercato del lavoro nell'ambito di crisi gestite in modo formalizzato e conclamato in appositi tavoli di crisi, piuttosto che l'assistenza ad altre persone non autosufficienti. Sono ovviamente confermate quota 100 e quota 102, quota 100 per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021 e quota 102 per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre dell'anno scorso. Quindi da questo punto di vista complessivamente il sistema, salvo alcuni adattamenti marginali, le risorse disponibili non erano molte, complessivamente erano circa 1,5 miliardi quelle disponibili per nuove forme di flessibilità nella legge di bilancio. Vediamo appunto che le misure hanno potuto intervenire solo in misura limitata su questo. È chiaro che il 2023 sarà l'anno in cui invece assisteremo probabilmente a dei ragionamenti un po' più strutturali. C'è un tavolo apposito convocato al Ministero del Lavoro su questo tema, al quale partecipa ovviamente anche l'Istituto, e quindi sicuramente potremo tornare con gli ascoltatori su questo argomento. Certamente. Senta direttore, noi abbiamo mostrato poco fa da Padova, ma ci sono varie province in cui questo sta avvenendo, una mobilitazione dei sindacati rispetto a quelle che sono delle carenze d'organico, così denunciano nelle sedi INPS. Abbiamo sentito che la mole di lavoro naturalmente che voi affrontate è molto consistente, quindi serve anche personale chiaramente. Come rispondiamo ai sindacati che denunciano queste carenze? A mio avviso possiamo solo rispondere che hanno perfettamente ragione, nel senso che è un tema importante, un tema su cui c'è l'attenzione anche dei vertici dell'Istituto. Naturalmente tutto questo non nasce tanto per una volontà dell'Istituto, ovviamente, quanto per effetto di alcune dinamiche che sono dinamiche socio-economiche, le potremmo definire. Sta cambiando il modo di guardare al mondo del lavoro da parte dei giovani e delle persone che potrebbero aspirare ad un lavoro nell'ambito pubblico. In questi mesi abbiamo parlato, per esempio, del fenomeno cosiddetto delle grandi dimissioni, no? Che nasce negli Stati Uniti dopo la pandemia, il fatto che le persone sempre in misura maggiore magari lasciano il lavoro per cambiare vita, per fare qualche cosa di diverso, no? Quindi è un tema che vediamo anche per altra via ed è un tema più generale. Il rapporto tra vita privata e vita lavorativa sta venendo messo in discussione per essere ricreato su basi diverse e i giovani di oggi sono portatori di necessità, obiettivi e stile di vita diverso rispetto alle generazioni che li hanno preceduti. In piccolo questo impatta anche nel mondo pubblico più generale, nel senso che è notizia dell'anno scorso, l'abbiamo visto in concorsi banditi da diversi comuni, diverse ASL, si fa fatica a reclutare figure con certe caratteristiche, nel senso che i concorsi vanno deserti, oppure magari figure nuove assunte poi molto presto rinunciano perché magari sono persone che vengono da fuori sede. Il tema INPS è un tema assolutamente analogo. Non ci sono partecipanti, nonostante attività di sensibilizzazione che abbiamo fatto, pochi veneti partecipano ai concorsi pubblici, come detto, e pochi veneti hanno partecipato anche al concorso importante che è stato fatto l'anno scorso dall'Istituto, che porterà all'assunzione a livello nazionale di circa 4.000 persone, ma la provenienza di queste persone è per la grandissima parte di fuori regione, cioè non sono veneti. Quindi
Da un lato c'è un tema che è legato a quelli che sono i fisiologici meccanismi di mobilità interna che portano nel tempo persone assunte in passato a cercare di avvicinarsi a casa. Dall'altra parte dovremmo compensare queste mobilità interne con nuove assunzioni, e soprattutto le nuove assunzioni dovrebbero servire a compensare le uscite importanti che ci sono state in questi anni. Consideriamo che mai come oggi il numero di dipendenti dell'INPS è stato così basso. Faccio un esempio: 15 anni fa eravamo circa 2100 e non avevamo incorporato INPDAP, ENPAS e quant'altro. Oggi siamo circa 1300, giusto per dare un'idea di quello che è stato il depauperamento. Molte situazioni, diciamo così, agenzie sono in grande difficoltà perché il numero dei dipendenti si è ridotto. Fatichiamo però a reclutare personale, in particolare personale veneto. Per poco personale che riusciamo a reclutare è proveniente da fuori regione e chiaramente ha un obiettivo di vita che è l'avvicinamento. Quindi adesso l'Istituto darà una risposta in termini di attribuzione di unità aggiuntive anche al Veneto. È importante continuare su questa strada, ma è importante anche cercare di fare un'attività di sensibilizzazione sull'importante opportunità che hanno molti giovani partecipando a concorsi pubblici, in particolare per l'INPS, di fare un lavoro appagante, e un lavoro anche tutto sommato che ha una forte missione, che è quella di aiutare gli altri. Io dico sempre che non dobbiamo fare molta fatica per motivare i colleghi, perché sono automotivati, perché l'importanza di quello che facciamo è nell'aiuto che si può dare, soprattutto quando si tratta di prestazioni assistenziali o quando c'è una persona che ha perso il lavoro. Insomma, l'INPS accompagna le persone in tutte le fasi della vita. Quindi i giovani dovrebbero avere motivazione per provare ad accedere all'impiego presso l'INPS anche in Veneto, con praticamente una certezza di poter lavorare vicino a casa propria, nel senso che i veneti hanno questa fortuna, proprio perché qui ci sono le scoperture di organico e perché sono poche le persone residenti in Veneto che partecipano ai concorsi. C'è assolutamente la certezza di poter poi essere assunti esattamente presso sedi che sono vicine a dove si abita, quindi senza la necessità di spostarsi da dove si vive. Chiaramente, mentre in altre regioni l'impiego pubblico è visto ancora come uno sbocco importante, in Veneto ci sono anche molte alternative, c'è il mondo delle aziende private, ci sono tante possibilità di impiego, quindi è comprensibile che giustamente i giovani guardino altrove. Però io credo che vada rivalutato il tema del lavoro e dell'impiego nel settore pubblico, proprio per questo tipo di aspetto anche di missione che sottolineavo prima, l'importanza di quello che si fa, la possibilità di essere in qualche modo d'aiuto per altre persone. Se funzioniamo bene, i cittadini se ne accorgono e tutto questo può fare la differenza nel dare il nostro piccolo contributo al sistema paese. Certamente, questo è un problema che abbiamo raccontato tante volte rispetto a molte realtà pubbliche, purtroppo. Direttore, chiudiamo con una nota di emozione, diciamo, perché in questo suo incarico lei ha avuto l'opportunità in questi giorni di incontrare il Santo Padre, Papa Francesco, appena dimesso dal Policlinico Gemelli. Vediamo proprio le immagini. Come è andato questo incontro? Che emozione è stata e come l'ha trovato, visto che adesso è stato dimesso da poco e celebrerà la Pasqua? È stata una grandissima emozione, ovviamente veramente una cosa, un ricordo che porterò per tutta la vita con me. Era la seconda volta che ho incontrato Papa Francesco ed è sempre la stessa emozione travolgente, una carica di energia, un esempio, e ha detto parole importanti. Eravamo lì per uno degli eventi connessi al 125° anniversario della fondazione dell'Istituto. Quest'anno l'Istituto compie 125 anni e devo dire ha avuto parole molto importanti per noi proprio su quei temi che affrontavo prima, della missione, dell'importanza di quello che facciamo. Ha dato alcuni messaggi molto forti: il contrasto al lavoro nero, la protezione dei più deboli, cose che fanno un po' parte delle attività che l'Istituto garantisce come missione istituzionale. Devo dire che l'ho trovato
sorprendentemente bene, perché l'udienza era assolutamente in forse fino a 2 giorni prima, perché il Papa era ricoverato e quando abbiamo avuto la conferma è stata già una gioia. Poi vederlo così determinato, energico, ha voluto salutare veramente tutti, uno per uno, e ha avuto parole per ciascuno di noi, è stato veramente anche rassicurante, perché sicuramente diciamo, le sue condizioni sono le condizioni di una persona che era ricoverata fino a qualche giorno prima e quindi ovviamente non poteva essere al meglio della forma, ma posso assicurare che non ce ne siamo accorti. E lui ha fatto in modo che noi non ce ne accorgessimo, no? E tutto sommato, se andiamo a vedere anche il nostro incontro, l'impegno che aveva con noi, all'interno degli impegni della Settimana Santa, in un contesto in cui appunto c'era stato un ricovero nei giorni precedenti, era un impegno che si poteva tranquillamente cancellare, no? Si poteva rinviare a un momento successivo. Invece lui l'ha voluto fortemente mantenere, e devo dire anche sotto questo profilo è un esempio per tutti, un esempio di come, nonostante le difficoltà, si possano e si debbano, come dire, accettare queste difficoltà per portarle avanti con determinazione, quello che è il nostro quotidiano, quelli che sono i nostri compiti. Mi attendevo per esempio che la visita durasse poco, è durata esattamente quanto era programmato. Insomma, devo dire un esempio e, come dicevo all'inizio, una grandissima emozione. Grazie direttore anche per questa testimonianza, io la ringrazio per averci dedicato il suo tempo, spero la riavremo presto come ospite con questo filo diretto tra la Marca, tra il Veneto e Roma. Con grande piacere, grazie a voi, grazie sempre. Grazie direttore, grazie ad Antonio Pone, direttore della Direzione Centrale Entrate dell'INPS. Noi adesso andiamo a Venezia dove c'è la collega Ilaria Marchiori, perché per Pasqua dove sono previsti migliaia di turisti sia in città che naturalmente sul litorale, il prefetto ha deciso di potenziare le misure di sicurezza. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo qui alle porte di Venezia che si sta preparando a ricevere migliaia di turisti in vista delle festività pasquali e proprio per questo è stato disposto un dispositivo di controlli interforze da parte del prefetto di Venezia Michele Di Bari, che proprio ieri pomeriggio ha convocato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ogni corpo sarà in campo, dalla polizia locale a quella stradale. È proprio pronto questo potenziamento di controlli lungo le arterie principali e anche un'intensificazione delle forze di polizia nelle maggiori località turistiche. Dunque non stiamo parlando solamente di Venezia e del centro storico, ma anche proprio di tutto il litorale, perché sono previsti moltissimi arrivi anche sulle nostre spiagge e proprio per questo i controlli saranno potenziati in vista delle festività pasquali, dunque sia qui a Venezia che lungo il litorale. Nel corso del comitato sono state date tutte le disposizioni proprio per aumentare i controlli nelle aree della stazione di Mestre e di Venezia e anche però in altre stazioni minori, proprio per contrastare la microcriminalità, i furti, i borseggi oltre allo spaccio. Ovviamente sappiamo che i furti e borseggi sono sempre in aumento ovviamente quando ci sono più turisti e dunque proprio in vista di queste festività pasquali. In questo caso ad esempio proprio lunedì la Guardia di Finanza, gli agenti della Guardia di Finanza in Borghese hanno fermato un cittadino nordafricano di 22 anni qui poco distante da Piazzale Roma ai Giardini Papadopoli. Aveva con sé 84 dosi di cocaina, quindi all'incirca 40 grammi, più altre di hashish. Aveva la droga nascosta ovunque, nella tasca del giubbotto, nelle maniche, addirittura nei pantaloni, e questo diciamo è un po' l'inizio di questa intensificazione dei controlli. Come vedete, proprio grazie alle immagini che ci sta mostrando Sandro Ponchio, la città inizia già ad avere i suoi turisti, tante le persone con le valigie, dunque probabilmente c'è già chi sta arrivando qui in vista delle festività pasquali. Da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio.
Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio da Venezia. Adesso andiamo sul sito del Gazzettino velocemente perché è primavera ma in Veneto torna il grande freddo, a Cortina meno 6,5 gradi, ad Asiago meno 9,4, sulla Marmolada addirittura meno 15. A Pasqua farà più freddo che a Natale, temperatura in picchiata anche di 10 gradi e temporali. Naturalmente è già scattato l'allarme per le gelate fuori stagione che rischiano di mettere a repentaglio non solo gli ortaggi ma soprattutto i frutteti, con il risultato che alla siccità, purtroppo flagello di questi mesi, si rischia di aggiungere anche il gelo. Per fare il punto su questo vedo già collegato con un bellissimo sfondo di campagna, buongiorno, lo saluto e lo ringrazio, Marco De Zotti, delegato dei Giovani Impresa Coldiretti Veneto. Buongiorno Marco, ben ritrovato. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Vediamo un vigneto dietro le sue spalle. Senta, ha fatto freddino anche stanotte, no? Come si sta evolvendo questa situazione e che rischi comporta? Allora, noi qui siamo in un impianto di Actinidia, kiwi, e nelle 2 notti precedenti sono stati attivati gli impianti antibrina e l'apertura delle reti antigrandine. Tutto questo serve per cercare di tutelare e di proteggere le coltivazioni e proteggerle dal rischio delle gelate. Sono delle piccole prassi che gli agricoltori portano avanti da anni, ormai da tempo, proprio appunto per cercare di salvaguardare quello che sono le nostre produzioni e il lavoro di un intero anno. Il rischio è ancora alto anche nelle prossime notti, nei prossimi giorni. Le aziende si sono evolute, soprattutto negli ultimi anni, perché per il cambio del clima molto spesso siamo abituati a questi rischi di gelate tarde o primavera e quindi dobbiamo cercare di tutelare il più possibile quello che è il prodotto. Alcune coltivazioni, soprattutto la frutta come le mele, le ciliegie, le pesche e anche le prugne, sono ormai anche in piena fioritura e quindi il rischio è molto alto. E noi cerchiamo sempre di proteggerci e cercare di eseguire queste piccole prassi che però possono davvero fare la differenza in alcuni casi, riuscendo ad anticipare e quindi in modo preventivo l'arrivo della gelata. Ok, per cui ci sono degli strumenti, diciamo, non è il primo anno tra l'altro, no, che in piena primavera a temperature già innalzate siamo di fronte a questo fenomeno. Forse un paio d'anni fa è successo altrettanto, con delle conseguenze pesanti anche su quelli che poi sono i prezzi al dettaglio di frutta e verdura, è così? Certo, sicuramente. E la nostra fortuna di queste 2 notti precedenti è che le temperature sono scese sotto lo zero in tarda mattinata, quindi attorno alle 4-5 del mattino. E quindi le brevi gelate che hanno colpito i territori sono state poco significanti, però comunque bisognava proteggere le piante. Qualche anno fa avevamo avuto grossi problemi perché abbiamo toccato il -4, il -5, anche il -6 per un'intera notte, quindi lì sicuramente erano altri tempi, altri momenti in cui la preoccupazione era sicuramente più alta. Siamo fiduciosi perché le temperature fino a che raggiungono il -2, -3 gradi come quelle percepite nelle scorse notti riusciamo a proteggere i nostri frutti e i nostri impianti. Sicuramente per le orticole come quelle di stagione, come l'asparago verde e l'asparago bianco che in questi giorni siamo in piena raccolta, avremo delle piccole problematiche nei prossimi giorni nel riuscire a raccogliere anche questo prodotto, che è un prodotto che ha bisogno anche comunque non di queste gelate che non aiutano quelle che sono la raccolta e soprattutto anche in vista della Pasqua avremo sicuramente un rialzo dei prezzi per una mancanza di produzione. Senta, siamo davanti un po' ai paradossi del meteo, no? Per il radicchio faceva troppo caldo quest'inverno, per gli asparagi troppo freddo, ma purtroppo voi nell'ambito dell'agricoltura siete abituati a dover fare i conti con gli sbalzi, no? Del meteo, che tra l'altro in questo ultimo periodo è particolarmente ballerino. Beh, sicuramente sì, noi abbiamo sempre a che fare con il tempo, lavoriamo all'aperto, lavoriamo in agricoltura. Questo negli ultimi anni non sta aiutando perché comunque il cambiamento climatico si fa sentire anche dal punto di vista della siccità, dove la problematica è forte, importante e continua a creare problemi. Quindi in questo siamo allarmati, però comunque stiamo sempre cercando di riuscire a calmierare e riuscire proprio appunto a far fronte a quelle che sono le problematiche, utilizzando anche strumenti
utili che ci vengono date proprio per far fronte a queste problematiche. Senta, invece sul fronte siccità, sono naturalmente gli ortaggi, più avanti si andrà con la stagione, necessitano, no, di essere irrigati, di avere acqua a sufficienza e i frutteti forse sono più resilienti, ma anche in questo ambito naturalmente, come in tutti gli ambiti agricoli, c'è necessità di acqua e la scarsità è sotto gli occhi di tutti. Beh, certo, il tema dell'acqua è un tema importante, è un tema che tocca tutti noi agricoltori e anche un territorio stesso. Noi agricoltori abbiamo la necessità di riuscire ad irrigare i campi, riuscire ad irrigare i frutteti, le orticole, dove da qui ai prossimi mesi ne avremo bisogno per cercare di portare avanti quello che è il nostro lavoro. Speriamo in piogge non consistenti, in piogge un po' più calme, che riescono anche il terreno a recuperare e a percepire quello che è l'acqua, perché noi arriviamo da un anno di siccità dove il terreno è secco, dove ha difficoltà anche appunto di percepire l'acqua. Quindi speriamo che nei prossimi mesi ci siano delle piogge abbondanti e tranquille proprio per riuscire il terreno a recuperare quello che è tutta l'acqua che ha perso nell'ultimo periodo. Ecco, un'ultima cosa Marco, perché si era parlato anche dei danni ai frutteti e proprio ai kiwi, che lei alle sue spalle giustamente ci ha chiarito, non vigneti, ma da qui lo vedevo poco. Senta, anche per la grandinata che c'è stata a marzo, anche lì si è temuto, no, di iniziare col piede sbagliato la stagione. Beh sì, perché alcune colture erano in piena fioritura e quindi sicuramente ci sono stati dei lievi danni. Il fatto è che ancora oggi non riusciamo a quantificare il danno perché è ancora troppo presto, dovremo aspettare le prossime settimane per avere un danno più preciso e capire effettivamente quelle che sono state le problematiche. Benissimo, Marco De Zotti, la ringrazio moltissimo di questo contributo, speriamo naturalmente che le temperature vadano migliorando anche per chi deve festeggiare Pasqua e Pasquetta, naturalmente non solo per l'agricoltura. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie a Marco De Zotti che è delegato di Giovani Impresa Coldiretti Veneto, buon lavoro e abbiamo sentito quelle che sono anche le aspettative per il proseguo della stagione. Dove sono rimasti proprio senza acqua è a Due Carrare, perché dalla redazione di Padova ci fanno sapere che a causa di una rottura di una condotta dell'acquedotto c'è una porzione di territorio rimasta proprio per ore senza acqua. Vediamo. Due Carrare, per ore senza acqua. Ieri pomeriggio, a causa della rottura principale dell'acquedotto di via Conselvana, vicino al ponte di Cagnola, è stata bloccata l'erogazione dell'acqua in tutto il comune. Un guasto che ha provocato disagi e danni alla popolazione, ma soprattutto alle attività produttive. L'acqua è venuta a mancare intorno alle 14:30. Il corretto funzionamento della rete idrica è stato ripristinato solamente in tarda serata. Gli operai di Acque Venete sono riusciti ad applicare un bypass che ha tamponato la rottura della condotta e che ha consentito l'erogazione dell'acqua a bassa pressione nelle abitazioni. I piani alti dei palazzi invece sono ancora senza servizio. Il sindaco Davide Moro ha assicurato che i lavori proseguiranno oggi per riuscire a ristabilire completamente il servizio. E in vista della Pasqua, lo abbiamo sentito, dei giorni di festa in particolare, in provincia di Treviso si registra già un tutto esaurito per quanto riguarda i ristoranti, con buona soddisfazione naturalmente di Ascom Confcommercio, ma buone sono anche le prenotazioni nelle agenzie di viaggio. Vediamo. Si registra il tutto esaurito nella provincia intera, dalla Colline del Prosecco all'Asolano, al Coneglianese, tutti i piccoli centri storici, dalla grande città insomma, di Treviso, le città murate di Castelfranco, l'Opitergino, sono tutti che segnalano diciamo, il tutto esaurito. Si apre con il ponte pasquale, una prima 3 giorni che caratterizzerà tutto il prossimo bimestre. Occhi puntati anche sul 25 aprile che cade di martedì, altro ponte importante, così come quello del 1° maggio. E poi l'avvio della stagione estiva che per albergatori e ristoratori si annuncia positiva, ma non solo. Ci sono buoni segnali anche dalle agenzie viaggio perché c'è diciamo, un ritorno importante anche dalla prenotazione attraverso l'agenzia viaggi che appunto noi rappresentiamo e i tour operator che hanno evidenziato un maggior numero di prenotazioni che transitano attraverso questi canali a differenza che in passato perché garantiscono affidabilità.
molte le prenotazioni di vacanze brevi con 2 o 3 notti, che ha fatto registrare un aumento del 5%, soddisfazione per l'arrivo in questo periodo di turisti stranieri. Ci sono turisti stranieri che stanno ritornando bene anche dall'Austria e dalla Germania, attratti fortemente nella nostra provincia per l'attrattore importante delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, quindi c'è una maggiore attenzione al nostro territorio. L'aeroporto Canova ha poi implementato a Terminal Sartorato nuove destinazioni e tratte che attirano turisti nel nostro territorio, che non è più solo meta di passaggio per raggiungere Venezia, ma che viene scelta per visitare le nostre attrazioni turistiche. E quello che ha un grande successo ad Asolo, invece, altra perla del nostro territorio, è il turismo cosiddetto antistress. Nel 2022 sono stati superati tutti i numeri del 2019, ovvero del periodo pre-pandemia, e si preannuncia una Pasqua, anche in questo caso da tutto esaurita. Noi abbiamo fatto un confronto in questi giorni con le entrate economiche derivanti dai parcheggi a pagamento posti sia in centro storico che nelle immediate vicinanze, e abbiamo avuto un aumento del 30% rispetto ai dati del 2019. I parcheggi non mentono e parlano di flussi in aumento rispetto al periodo pre-pandemia. Nel 2019 i parcometri comunali hanno incassato 136.000 euro, 165.000 nel 2022. Stesso trend per l'area sosta della Cipressina, da 75 a 85.000. Salgono gli introiti della tassa di soggiorno da 40 a 45.000 e i camper da 616 a 727. Boom anche nelle visite guidate, sempre al completo. Un vero e proprio unplane trainato dall'inserimento di Asolo nel circuito delle città slow, formula che ha funzionato nelle stagioni dure del Covid. Qualcuno lo chiama anche turismo antistress. Quindi abbiamo spinto al 120% sull'outdoor assolutamente, e questo è stato di richiamo. Se nel 2020 e 2021 è stato di richiamo per in maggior parte dei casi, direi un 70% di turismo italiano, nel 2022 è stato anche di richiamo, direi un 50-50, sia nazionale che internazionale. Significativa già in questi fine settimana la presenza di tedeschi, ma l'interesse nei confronti della città dai 100 orizzonti è arrivato anche in Corea del Sud. Intanto, tra i colli cari a Caterina Cornaro, si guarda al Ponte Pasquale. Asolo offre, tra l'altro nella domenica di Pasqua, il mercatino dell'antiquariato. Al mercatino sarà abbinata anche una mostra di libri e stampe antiche. Per quelle il weekend viene aperto in via eccezionale l'archivio storico, quindi da tutto esaurito assolutamente. Vi abbiamo dato conto poco fa degli aggiornamenti con Christian Arboit del violento rogo che è scaturito dal deposito di abbigliamento di Giavera del Montello ieri pomeriggio. Ecco, negli stessi minuti, sempre nella Marca, ha perso la vita un giovane motociclista di 28 anni. Qui siamo sul sito di Treviso Today. Si è schiantato contro un'auto, tra l'altro condotta da un 18enne neopatentato. E per questo ragazzo sulla strada dei Laghi a Revine non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un operaio 28enne, Danny Mattiuz, residente a Cison di Valmarino, in sella a una moto, che si è scontrato appunto con questa Mini Cooper rossa, perdendo la vita di fatto sul posto. Sono stati inutili i tentativi di soccorso di Treviso Emergenza, è arrivato sul posto con l'elisoccorso e naturalmente dei primi soccorritori. I rilievi di legge sono affidati agli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Vittorio Veneto, che ora dovranno verificare eventuali responsabilità da parte del ragazzo. Questo giovane, Danny, 28 anni appena, è la 14ª vittima purtroppo sulle strade trevigiane dall'inizio dell'anno. Torniamo, che ore sono? Torniamo a temi più leggeri. Andiamo a vedere il piano che è scattato a Vicenza per la Dunata 2024 degli alpini. C'è stata la prima riunione tecnica in cui sono state definite delle questioni logistiche importanti relative ad accoglienza, viabilità e al percorso dello sfilamento delle penne nere.
Stati generali convocati per organizzare la Dunata degli Alpini del 2024 che calamiterà a Vicenza tra le 3 e le 400.000 presenze. ANA provinciale, amministratori comunali, presidente della provincia, ULSOTTO, SVT, AGSM e AIM riuniti per definire i settori e la relativa programmazione, a partire dagli alloggi per l'accoglienza che verranno gestiti in alcune aree attrezzate per l'occasione. Parco della Pace che farà la grande parte del Leone, poi c'è la zona della fiera e poi c'è la disponibilità delle scuole sia quelle comunali che provinciali all'interno delle palestre, le quali potranno essere messe giù delle brande. A oggi più o meno valutiamo più o meno 21.000 posti a disposizione. Tra i nodi da gestire quello relativo a viabilità e trasporti. Abbiamo un programma di rafforzamento naturalmente delle corriere, faremo delle bus navetta collegate con Vicenza Est e Vicenza Ovest, dove faremo arrivare i pullman e da lì poi si sposteranno per arrivare in centro città. Sulla zona fiera faremo una domanda ad FS per ripristinare una navetta su rotaia che permette quindi dalla zona fiera arrivare in stazione Roma e quindi arrivare in centro città. Infine il percorso che vedrà sfilare le penne nere in città e che ricalcherà quello del 1991. E sarà un percorso che parte sostanzialmente da Viale Verona, quindi farà corso San Felice, corso Felice Viale Milano e per arrivare davanti alla stazione dove oggi c'è il monumento agli Alpini girerà su Viale Roma e arriverà alla fine su Piazza Alcide dei Gasperi dove sarà lo scioglimento. Fin qui questa prima parte della nostra prima edizione, tra poco lo speciale a 3 dedicato alla CGIL, parleremo di pensioni, adesso ci fermiamo per le previsioni del tempo, per qualche istante di pubblicità, quindi linea alla regia dove ci sono Alessandro Granziera e Francesca Pezzo e torneremo tra poco per parlare appunto di pensioni con le vostre telefonate. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Avanza l'alta pressione, il tempo si manterrà buono ovunque. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 5 aprile. Sul Veneto sarà asciutto con ampio soleggiamento un po' su tutti i settori, vedete, della nostra regione. Il cielo sarà limpido e con ottima visibilità. Clima fresco con temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, massime tra i 10 e i 14 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo poche novità. Anche qui tanto sole con cielo sereno al mattino, qualche addensamento nel pomeriggio ma sempre senza piogge. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato con qualche annuvolamento, anche in questo caso innocuo. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime infine sui 14 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Straordinaria 3, seconda parte di questa nostra diretta in questa giornata con l'approfondimento sindacale legato ai temi che ci propone la CGIL. Allora saluto e ringrazio gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio: Valentina Durante, direttrice Linca di Treviso, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a entrambi. Si parla oggi di riforma delle pensioni. Ricordo ai nostri telespettatori come sempre di intervenire se hanno dei quesiti, dei dubbi da sottoporre ai nostri ospiti digitando il numero che vedete in sovraimpressione come sempre. Saremo qui pronti ad accogliere le vostre telefonate e a cercare di chiarire quanti più interrogativi possibili. Magari cominciamo da Mauro Visentin con una premessa generale. Tema pensioni sì, ma oggi è stata anche una giornata in cui come sindacati siete
vi siete mobilitati per chiedere più personale nelle sedi INPS. Abbiamo sentito poco fa da Roma il direttore della Direzione Centrale delle Entrate, Antonio Pone, che è qui trevigiano. Sicuramente c'è uno scambio continuo anche con l'istituto da parte vostra. C'è questa necessità, come in tanti altri uffici pubblici, di rimpinguare gli organici. È così, segretario? Beh sì, noi lo abbiamo già fatto presente in altre occasioni, anche poco tempo fa, anche sulla stampa, la carenza di personale della sede di Treviso. È una carenza di personale che deriva dal fatto che, i concorsi stanno andando deserti, forse per troppo tempo non si sono fatti i concorsi e per cui si è lasciato depauperare un po' anche il patrimonio umano all'interno dell'istituto, e in altri casi c'è una grossa richiesta di mobilità, nel senso che chi si avvicina, chi viene assunto, successivamente chiede di essere trasferito ad altro incarico o in un altro territorio o in un'altra amministrazione, e questo è un problema che deve essere affrontato alla radice, anche cambiando alcune regole per conto nostro. Ecco, senta, facciamo un po' il punto su quelli che sono i vari fronti aperti in questo momento. Sicuramente quello delle pensioni è un tema che vi tiene molto impegnati, anche perché ci sono delle continue novità dall'inizio dell'anno. Su quello che è l'operato, anche per le fasce naturalmente che voi rappresentate, da parte del governo, facciamo un po' un punto. Il punto è buio totale, nel senso che con il governo dovevamo aprire un tavolo di confronto che non c'è, e languono ancora tutta una serie di questioni legate a come si dovrà andare in pensione, soprattutto riguardo ai giovani, a chi ha una carriera proprio legata anche alla precarietà del mondo del lavoro molto spezzettata e che deve avere delle garanzie, perché il rischio è che non gli convenga neanche, fra virgolette, versare i contributi se dopo alla fine non raggiungerà mai appunto il momento in cui potrà andare in pensione. Dall'altra noi pensiamo che vada rivista anche la perequazione per quanto riguarda gli aumenti pensionistici rispetto alla rivalutazione legata all'inflazione e al costo della vita, e soprattutto che alcune questioni tipo opzione donna, piuttosto che altre questioni che magari con Valentina affronteremo, siano normate in maniera definitiva e no di anno in anno, senza sapere l'anno prossimo se avrò questo tipo di opzione o meno. Abbiamo visto e certificato che quota 101, 102, 103 sono è il gioco delle tre carte, vuol dire non mandare in pensione assolutamente nessuno, oppure mandare in pensione soltanto chi comunque ha delle garanzie già maturate. E invece noi pensiamo che vada riformato complessivamente la modalità con cui si va in pensione, pensando che non tutti i lavori sono uguali, che non tutte le aspettative di vita sono purtroppo allo stesso livello, e che in qualche maniera chi ha più faticato debba avere dei riconoscimenti maggiori rispetto ad adesso. Benissimo, allora modalità per andare in pensione. Tra l'altro proprio questa altalena di decisioni, no, Valentina, metterà sicuramente in difficoltà anche voi che dovete dare delle risposte all'utenza. Come si va in pensione dunque nel 2023 e che cosa è cambiato? Sì, allora la consulenza poi di fatto all'interno dei nostri uffici con gli appuntamenti, insomma, con la cittadinanza, con i lavoratori che si rivolgono a noi, diventa sempre più complicata, sempre più specifica e specializzata, perché il mondo, insomma, della previdenza e delle pensioni cambia in maniera repentina, ci viene da dire, insomma, quasi annualmente, no? In base poi ai governi che si susseguono. Di fatto dal 2019 rimane fermo quello che è il requisito per andare in pensione con la pensione di vecchiaia, quindi i nostri 67 anni di età e i 20 anni di contributi. Questo è un punto fermo che con una condizione di lavoro, insomma, normale, che raggiunge questi requisiti, è un punto fermo che esiste, insomma, dal 2019.
Rimane ferma anche la possibilità di accedere al pensionamento con l'anticipata, quindi la vecchia anzianità, i famosi 40 anni di contributi che oggi non sono più 40, ma sempre insomma da qualche anno si parla appunto di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini. Queste sono delle possibilità appunto di accesso alla pensione che dal 2019 sono in vigore e fino insomma al 2026 l'adeguamento è sostanzialmente congelato. Le novità e quindi le opzioni sperimentali, le altre modalità di pensionamento che di fatto ci vedono coinvolti insomma nell'anno 2023 e che sono cambiate, sono in maniera particolare l'opzione donna che esiste insomma da diversi anni, ma nel 2023 è stata sì prorogata, ma di fatto con delle modifiche in maniera sostanziale, no? Mi verrebbe da dire. Sono altre modalità di accesso alla pensione, è un'altra modalità appunto prorogata per il 2023 ed è stata modificata in modo sostanziale ma anche del tutto restrittivo. Se fino all'anno scorso si poteva accedere appunto all'opzione donna raggiungendo i 35 anni di contributi, quindi maturando i 35 anni di contributi di lavoro effettivo e i 58 anni di età o i 59 anni di età, lo vediamo anche nell'altra slide eventualmente. Quest'anno che cosa ci chiedono? Quest'anno ci chiedono sempre i 35 anni di contributi, chiedono alle donne sempre 35 anni di contributi maturati appunto entro il 31 dicembre 2022 e poi però dividono delle condizioni, dividono delle categorie alle quali appunto, come lo vediamo nella slide, le donne in cui le donne si devono trovare. Quindi per le donne caregiver, cioè che assistono familiari disabili con il riconoscimento della legge 104 o invalide con almeno il 74% di invalidità, si chiedono i 35 anni di contributi e un'età che varia in che modo? Varia rispetto appunto all'avere figli o meno. Una donna senza figli, e anche qui insomma se vogliamo dire c'è anche una prima discriminazione perché poi di fatto sì, dovrebbe essere quantomeno libertà di ciascuna donna decidere se avere figli o meno, non essere discriminati nell'accesso alla pensione. Quindi appunto una donna senza figli può accedere all'opzione donna con i 60 anni di età. Una donna con un figlio può accedere appunto all'opzione donna con i 35 anni di contributi e i 59 anni di età. Una donna invece con 2 figli, quindi che ha avuto nella sua vita lavorativa, nella sua vita insomma 2 figli, può accedere all'opzione donna avendo maturato i 35 anni di contributi e i 58 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Rimane invariata invece l'applicazione di questa finestra mobile, quindi dall'ultimo requisito che ho maturato, che sia il requisito contributivo piuttosto che appunto il requisito anagrafico, si aggiungono i 12 mesi di finestra, quindi il tempo in cui uno attende poi di fatto il pagamento dell'assegno pensionistico, quindi 1 anno per le donne che hanno contributi da lavoro dipendente, 18 mesi invece 1 anno e mezzo per le donne che hanno dei contributi all'interno della loro posizione assicurativa, dei loro contributi da lavoro autonomo. Un'altra distinzione che viene fatta sempre all'interno della possibilità di accedere alla pensione con l'opzione donna fa riferimento alle donne licenziate o dipendenti di aziende in crisi. È un requisito diverso nel senso che a queste si fa sempre riferimento alla contribuzione dei 35 anni entro il 31 dicembre 2022, ma a queste donne viene chiesta un'età anagrafica diversa, cioè ci si ferma ai 58 anni di età. Aziende in crisi, dipendenti o licenziate, non è che sono tutte le aziende in crisi, sono aziende in crisi anche qui una specifica molto molto ristretta, aziende in crisi che hanno almeno 250 dipendenti e con le quali esiste un tavolo di confronto al Ministero del Lavoro, quindi non è che tutte le aziende in crisi, cioè le lavoratrici delle aziende in crisi rientrano insomma in questa possibilità di accesso. E nel 2023 è stata prorogata anche la possibilità di accedere
all'APE sociale. L'APE sociale appunto che non è una pensione ma è un anticipo pensionistico rispetto alla pensione di vecchiaia. Si può accedere appunto con i requisiti maturati non più al 2022 come si diceva per l'opzione donna, ma requisiti maturati al 2023, quindi entro il 31 dicembre 2023. E qui invece si fa riferimento ad un'età anagrafica di 63 anni appunto di età e una contribuzione, una maturazione di contribuzione che deve essere almeno di 30 anni per i lavoratori disoccupati che assistono un familiare disabile o appunto invalidi con almeno il 74% di invalidità riconosciuto. 36 anni invece di contributi richiesti ai lavoratori che chiedono appunto di accedere con l'APE sociale e fanno riferimento ai lavori, alle attività gravose, oppure i 32 anni di contributi versati per tutti coloro invece che lavorano nel comparto insomma dell'edilizia. Quindi ci sono delle condizioni di fatto oggettive che riguardano un po' insomma tutta la sfera dei lavoratori con dei requisiti contributivi ed anagrafici e delle altre invece condizioni soggettive che stanno poi di fatto alla specificità e alla verifica che ogni lavoratore appunto deve verificare insomma all'interno della sua posizione lavorativa per capire se può rientrare o meno. La quota 103 è un'altra nota insomma importante di questa legge di bilancio che ci vede appunto coinvolti nel 2023 ed è appunto la possibilità di accesso alla pensione con requisiti sempre maturati entro il 31 dicembre 2023 e ci chiedono i 62 anni di età e i 41 di contributi. Anche qui è prevista una finestra per accedere alla pensione, quindi 3 mesi per i dipendenti privati e 6 mesi per i dipendenti pubblici. Una condizione invece da dover raggiungere ecco, è questa, che la soglia di pensione, cioè la quota 103 viene erogata se l'importo di pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo, insomma indicativamente l'importo deve essere al massimo di 2.800 euro lordi al mese, euro più insomma euro meno, ma anche queste appunto sono sempre condizioni che poi si verificano nel momento in cui si fa la valutazione della posizione assicurativa, contributiva della persona e dell'attività che ha svolto, la contribuzione versata. È un quadro bello complesso che ci conferma per l'ennesima volta naturalmente che è bene affidarsi a chi ne sa di più di noi insomma nel valutare la nostra posizione e come ricordiamo sempre è sempre bene andare a fare una piccola verifica anche mentre si è lavoratori attivi, no? Sì, assolutamente. Col proseguimento della propria esperienza lavorativa, eccetera. Ogni tanto andare a vedere che sia tutto in ordine, che non ci siano buchi, no? Si dice, contributivi. Prima di proseguire, Visentin, di fronte a questo quadro italiano di opportunità di andare in pensione, che valutazione mi fa delle proteste che si sono viste in Francia nei giorni scorsi e della loro condizione? Ovviamente parliamo di 2 modelli e 2 situazioni completamente diverse. In Francia si parla di estendere a 64 anni l'età pensionabile, noi è dal 2012 che l'abbiamo portata a 67 anni. Dopodiché i meccanismi per andare in anticipata, adesso io non li conosco nello specifico, però credo siano completamente diversi. Io penso che un sistema si deve reggere ovviamente perché il rischio è che non funzioni e non dia risposte anche a lungo tempo. Il tema reale è che non può reggersi facendo pagare sempre i soliti noti e penalizzando sempre i soliti. Prima dicevo quota 103 è il gioco delle 3 carte o anche 101 perché un giovane che ha iniziato a lavorare a 16 anni con 43 anni di lavoro se io li sommo faccio 88-89, per cui sono molto distante da 103 e per cui non ho portato a casa nulla e ovviamente uno che ha iniziato a quell'età là non è che è andato al ministero o in banca o in un posto di lavoro dove non ci sia anche l'usura fisica e pertanto
penso che queste devono essere le risposte quando si costruisce una vera riforma delle pensioni. Dare risposte in merito anche al tipo di lavoro e al tipo di aspettativa di vita, perché se uno si è usurato dentro a una nave o in fonderia o nei campi o sopra i tetti delle case, è chiaro che ha un'aspettativa di vita diversa e pertanto, come dire, adesso non lo so se in Francia hanno tenuto conto di questo, io penso che in Italia dovremmo tener conto di questo. Certamente, di sicuro insomma, ha fatto tanto scalpore vedere le piazze così movimentate, no? Tanti hanno commentato in Francia, insomma, non sono andati per il sottile. Sì, noi abbiamo una modalità diversa di affrontare le questioni, non è che non ci mobilitiamo, anzi io già posso preannunciare che ci sarà una mobilitazione fatta su 3 piazze diverse nel mese di maggio e come Nord saremo mobilitati per il 13 di maggio sulla piazza di Milano con una grande manifestazione, mi auguro, proprio per porre al centro del nostro dibattito il tema del lavoro, il tema delle pensioni, il tema del fisco, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, cioè tutta una serie di questioni che languono ancora sui tavoli di confronto col governo. Certamente. Allora, per quanto riguarda le pensioni, quale genere di consulenza viene effettuata ai vostri sportelli, Valentina, che appunto, l'abbiamo appena detto, è fondamentale poi per riuscire a districarsi nelle varie opportunità che ci sono e che magari si rischia di perdere? Sì, esatto. Di fatto appunto il mondo della previdenza è un mondo complicato, come si diceva prima appunto è un mondo in continuo aggiornamento e che ci richiede anche a noi insomma tanta competenza e tanta specializzazione. In realtà si fa sempre riferimento a quando si può accedere, la domanda è questa, no? Quando posso andare in pensione, quando maturo il requisito, che modalità. Bisogna iniziare prima, quello che noi diciamo sempre è non troviamoci all'ultimo momento, quando magari insomma sentiamo un po' il peso del lavoro, il peso dell'attività insomma che poi è stata svolta per tantissimi anni. Iniziamo a fare delle verifiche del nostro estratto conto contributivo. Nella maggior parte dei casi, magari per la maggior parte dei lavoratori che si rivolgono ai nostri sportelli, si fa riferimento all'estratto conto contributivo INPS, perché magari appunto le gestioni e l'istituto assicuratore che raccoglie i versamenti della maggior parte dei lavoratori è appunto l'INPS. Ma di fatto non dimentichiamoci che all'interno dell'INPS ci sono tante gestioni, quindi lavoratori dipendenti, ma anche gli autonomi, gli artigiani, i commercianti e la gestione separata che oggi sempre più vede lavoratori versare appunto in questo mondo particolare, nonché appunto tutte le casse libero professionali che vengono chiaramente gestite e per le quali appunto si riesce a fare una consulenza a livello insomma a 360 gradi in maniera piuttosto ampia nei nostri sportelli. È importante iniziare a pensare, non dico tanto alla pensione, ma iniziare a guardarci dentro, no, a questo mondo qui, iniziare a guardare dentro in effetti alla propria posizione assicurativa, ai propri contributi versati, vedere se dall'inizio dell'attività lavorativa tutto è stato versato, magari appunto come si diceva, si accennava in diverse gestioni, ma proprio per evitare o per riuscire a sanare eventuali vuoti contributivi che ci possono essere per tante ragioni, non solo perché magari il datore di lavoro non ha versato i contributi, ma perché magari c'è stato un versamento errato o una registrazione sbagliata o errata insomma da parte dell'istituto. Spesso e volentieri in occasione delle maternità, no? Dei periodi di maternità. Esatto, ecco, un grande classico, diciamo. Esatto, sì, qui si fa riferimento appunto ai contributi figurativi che non derivano proprio dall'attività lavorativa, non sono cosiddetti contributi effettivi da lavoro. E anche qui tanta gente, tanti lavoratori, tanti cittadini che si rivolgono appunto alle nostre strutture scoprono, parlando insomma, iniziando dei ragionamenti su questo con gli operatori di riferimento, che magari ci può essere un accredito di contribuzione aggiuntiva cosiddetta appunto figurativa magari per la maternità.
Maternità che può essere appunto anche fuori dal rapporto di lavoro, quindi la donna, la madre può vedersi riconosciuto quel periodo di maternità indipendentemente, come contributi appunto, indipendentemente dal fatto che la maternità sia avvenuta durante in costanza di rapporto di lavoro o appunto in un momento insomma in cui era disoccupata piuttosto che fuori dal mondo di lavoro. Negli anni insomma, ma adesso sempre meno, si faceva riferimento anche alla contribuzione figurativa del servizio militare, che anche quello ci dava diritto appunto agli uomini ad avere un anno più o meno insomma di accredito di contributi, oppure appunto ai contributi che si possono accreditare o che si vedono già accreditati in estratto per quel che riguarda appunto gli infortuni sul lavoro, quindi tutta la parte INAIL, oppure appunto la malattia. Insomma, ci sono tante situazioni da verificare proprio per non trovarsi appunto all'ultimo, nel momento in cui appunto vai a certificare quella che è la tua posizione assicurativa e lavorativa di contribuzione all'INPS per accesso appunto alla pensione e quindi magari insomma iniziare a sistemare quello che è l'estratto conto e iniziare appunto con le verifiche necessarie. Poi magari spesso accade che durante le consulenze che si fanno, appunto si inizia magari con una prima verifica dell'estratto conto, quindi una verifica del periodo di lavoro, accade che insomma parlando con le persone, con i lavoratori, insomma si capisce anche che magari ci può essere un'invalidità e ci può essere il diritto appunto, nascere il diritto ad una maggiorazione piuttosto che a una maggiorazione di contributi, quindi a una riduzione, no, della contribuzione, quindi del periodo che mi manca per andare in pensione. Insomma poi tante storie e ognuna con la sua specificità. Diventa anche qua difficile dire in maniera generale quella che è la regola, perché poi ognuno ha la propria storia lavorativa e ognuno ha la propria contribuzione versata e la propria storia di vita, insomma, mi viene da dire, no? Quindi questo, insomma. Ecco, certamente, tra poco parleremo proprio di quelle che sono le modalità di verifica dei contributi versati per accedere alla pensione, ma volevo chiedere al segretario qual è lo stato di salute dei pensionati in questo momento. C'è stato un aumento minimo, in realtà una rivalutazione delle pensioni a inizio anno. Ha dato soddisfazione o no questa rivalutazione delle pensioni? Sono soddisfatti questi pensionati? No, assolutamente, perché il costo della vita è aumentato molto di più di quanto sono state le rivalutazioni, soprattutto quelle basse, quelle medie o basse, tra l'altro quelle che sono state anche tagliate per, fra virgolette, solidarietà, che sono magari di quei pensionati che hanno versato tutti i contributi, che hanno lavorato per più di 40 anni, eccetera, non hanno ricevuto quanto gli spettava e soprattutto quanto gli spettava non ha ancora raggiunto gli aumenti del costo della vita, per cui non possiamo dire che i pensionati sono soddisfatti, come non sono soddisfatti i lavoratori, perché anche qua è ovvio che bisogna trovare un sistema per innalzare le buste paga, per innalzare i redditi di chi lavora, perché il rischio è che non si arrivi, ma non per scherzo, ma sul serio alla fine del mese. È una categoria da cui si attinge sempre, quella dei pensionati, no? Purtroppo sì, perché sono tanti e perché è molto più semplice andare a portare via qualcosa in maniera generalizzata alla fonte piuttosto che rincorrere magari chi si fa lo sconto del versamento delle tasse piuttosto che dei contributi, eccetera, eccetera. Per cui noi pensiamo invece che il governo dovrebbe girare la testa verso un'altra parte, verso chi invece continua a essere premiato anche dalla riduzione del fisco con la flat tax piuttosto che con altre modalità. Chi vive di reddito di lavoro o di pensione sono quelli che hanno il gettito, intanto il gettito globale è l'85% di chi vive del proprio lavoro dipendente o da pensione, e soprattutto sono quelli che pagano tutto fino alla fine, mentre in altri casi lo sconto lo si fa in maniera come dire, prima alla fonte e dopo anche quando arriva il provvedimento del governo. Non siamo per niente come dire, in buona salute, siamo
arrabbiati, mettiamola così, siamo arrabbiati. Teniamoci con parole che possiamo pronunciare in televisione. C'è una telefonata forse prima di andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, volevo fare una domanda ai suoi presenti che sono in trasmissione. Io ho avuto, ascoltavo prima del signore che diceva appunto per quanto riguarda gli infortuni INAIL, però a me è sempre stato detto che i contributi, i fogli che mandano a casa l'INAIL, ovviamente dicendo che di fare domanda all'INPS per i contributi figurativi, che non c'entravano nulla, che permente che non dovevo fare nessuna domanda. Prego. Sì, allora guardi signora, buongiorno. Sostanzialmente quando si subisce un infortunio e l'INAIL poi va a chiudere quello che è stato insomma l'evento, invia a casa della documentazione che sono proprio i fogli a cui fa riferimento lei, no? Sotto trova l'indicazione con scritto per l'accredito della contribuzione, eccetera. Non è che non c'è niente da fare, nel senso si fa solo la verifica se nel suo estratto conto contributivo INPS, presumo, ci sia la copertura di quel periodo, cioè quei fogli là servono, uno, per chiaramente andare a definire quello che è stato l'infortunio, quindi l'INPS certifica, l'INAIL certifica il periodo in cui lei appunto è stata tutelata da questo istituto assicuratore, no? Nel caso in cui trovi appunto nel suo estratto conto contributivo per quel periodo lì il vuoto contributivo, allora si può intervenire presentando una domanda appunto di rettifica, poi sono termini tecnici, ma insomma una domanda di sistemazione, ecco, dell'estratto contributivo, chiedendo all'INPS di accreditare quei contributi proprio perché lei ha avuto una tutela importante che è stata legata appunto all'INAIL e quindi all'infortunio subito. Rispetto agli infortuni mi preme però dirle questo, signora, faccia sempre una verifica negli sportelli del patronato, delle nostre sedi sindacali, perché si può verificare appunto se quanto riconosciuto dall'INAIL per quell'infortunio è corretto, quindi si può fare anche insomma una valutazione oltre che assicurativa e legata alla contribuzione in maniera particolare medica, e questo è un aspetto molto importante e che spesso insomma i nostri lavoratori, le persone che magari ci ascoltano non conoscono. Quindi io le consiglio di fare un passaggio nelle nostre sedi, nella sede magari CGIL a lei più vicina, proprio per andare a verificare se quell'infortunio è stato valutato nella maniera corretta. Questo è quello che si consiglia. Io sono passata a una delle vostre sedi, sia Cittadella sia Camposanpero, però non mi hanno detto nulla di questo. Allora signora, guardi, se ha piacere magari ci lasci, non so se possono lasciare ancora il numero di telefono con un nome e poi la contattiamo, insomma se ha piacere possiamo fare così magari. Sì, lasci il suo numero alla regia, ai colleghi che le hanno risposto, signora, che così vediamo di approfondire, perché evidentemente forse c'è qualche aspetto che ci sfugge qui adesso al telefono. Sì, esatto, poi magari senza entrare magari nello specifico del caso. Dopo un'altra cosa, io ho cominciato a lavorare a 13 anni per necessità familiari, una volta era così, e ho sentito che per quanto riguarda i lavori precoci, non so come definirli, precoci. Però quanti anni ci vuole di contributi? Allora signora, per i precoci ci chiedono i 41 anni di contributi versati, anche questa insomma è una modalità di accesso alla pensione che ormai è stabilizzata, e ci chiedono però appunto di avere i 12 mesi di contributi versati prima dei 19 anni di età, ma se è come il caso appunto suo in cui diceva che ha iniziato a lavorare addirittura a 13 anni, credo che proprio ci siano. Però ci sono poi delle condizioni, esatto, ci sono poi delle condizioni soggettive da aver raggiunto, e anche per questo insomma se non l'ha già fatto si può valutare una consulenza previdenziale pensionistica, insomma ci porta magari la documentazione, quindi magari se poi la contattiamo possiamo provare a ragionare anche su questo volentieri. Insomma, comunque quello che ci richiedono come maturazione del requisito contributivo da raggiungere sono appunto i 41 anni di contributi. Io purtroppo ne ho appena 30 perché dopo per varie cose non
ne ho 30. E dopo come lavori usuranti? Lavorando per le imprese di pulizie? No, allora signora, gli usuranti no, perché ci chiedono delle quote, 61 anni e 7 mesi di età, i 35 di contributi. Adesso io non so, non conosco la sua età, non so se magari l'ha detto e mi è sfuggita, però magari si può provare una 66 quest'anno, il prossimo anno dovrei andare in pensione, però mi hanno detto con 600 euro e vivi te con 600 euro al mese. Sì, esatto. Signora, lasci il suo numero che magari facciamo un approfondimento. Mi pare un caso un po' complicato e vale la pena approfondire, degli sportelli della CGIL. Noi andiamo un attimo in pubblicità, un paio di minuti e poi torniamo per parlare di pensioni. Di nuovo in diretta, straordinaria 3, spazio riservato alla CGIL. Saluto nuovamente gli ospiti in studio, Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, ben ritrovato, Valentina Durante, direttrice dell'Inca di Treviso. Stiamo parlando di pensioni, tra l'altro Visentin, si è parlato fino adesso di tenere sempre l'occhio attento su quello che è l'estratto conto contributivo ai fini pensionistici. Dove lo si verifica? Come si fa? Allora l'estratto conto lo si fa o presso uno sportello del patronato oppure presso l'INPS, o uno lo può fare anche online se ha lo SPID e è abbastanza avvezzo a tutte quante le modalità informatiche. Però una prima verifica veloce in questi giorni, visto che in questi giorni è stato consegnato il CU, l'ex CUD per capirci, a tutti quanti i lavoratori dipendenti, là lo si può vedere perché in seconda pagina in alto a destra c'è una tabellina con indicate i contributi versati durante l'anno, per cui là si può vedere se c'è qualcosa che di anomalo. Quella non è esaustiva ovviamente, però già da là si può dare una prima verifica, un primo controllo. Che va sempre, abbiamo detto, fatto. Allora, questa verifica dei contributi, poi che altre modalità ci sono quando uno si appresta alla pensione, no? Come si procede? Cosa si deve fare? Sì, allora appunto come si accennava prima, intanto un primo sguardo a quella che è il versamento contributivo per capire a che punto siamo arrivati e l'esattezza di tutta questa contribuzione versata, visto che insomma si fa riferimento ai contributi versati nella vita lavorativa e quindi a molti anni di contributi. L'accenno appunto a cui si faceva prima è anche questo, non ci si ferma solo alla contribuzione versata ma anche proprio all'aspetto personale. Personale perché? Perché se nella vita lavorativa appunto ci sono state delle maternità si può chiedere l'accredito dei contributi, se ci sono stati appunto dei periodi in cui ci sono stati dei problemi di salute o si hanno in quel momento in cui si viene a chiedere un po' a che punto siamo arrivati, quanto mi manca per andare in pensione, ci sono dei problemi di salute, si può parlare appunto di invalidità civile. Invalidità civile, questo riconoscimento perché? Perché avere il riconoscimento di un'invalidità civile laddove appunto ci siano dei problemi, delle patologie, dei momenti insomma di difficoltà, dei problemi di salute, ci può dare delle maggiorazioni, insomma un aspetto diverso, insomma ragionare insomma anche su altri aspetti rispetto all'accesso alla pensione, quindi trovare un po' di sollievo almeno su quello. Ricordiamo che con il 46% di invalidità civile riconosciuto si può avere l'iscrizione alle categorie protette del centro per l'impiego, quindi dei lavori insomma adeguati rispetto a quello che è il proprio stato di salute, le proprie patologie. Con il 74% invece con almeno il 74% di riconoscimento di invalidità civile si può aver diritto appunto alla maggiorazione dei contributi di 2 mesi all'anno per un massimo di 5 anni, sempre che appunto il soggetto riconosciuto invalido sia anche un soggetto lavoratore
o che nel periodo in cui ha avuto il riconoscimento di questa percentuale di invalidità civile abbia svolto appunto un rapporto di lavoro con la contribuzione versata, perché appunto si fa riferimento non solo allo stato attuale ma anche ad anni precedenti, ed eventualmente il riconoscimento dell'invalidità civile perché come si diceva la signora prima si può avere l'accesso alla condizione di lavoratori precoci, quindi un accesso anticipato rispetto a quella che è la pensione di vecchiaia o di anzianità anticipata, o addirittura la possibilità di chiedere insomma all'istituto, all'INPS, di presentare la domanda di assegno ordinario di invalidità oppure appunto di inabilità. Qui parte tutto insomma, diciamo, da un certificato medico chiaramente, certo, che deve certificare quella che è la condizione di salute. Si deve presentare la domanda amministrativa appunto all'INPS attraverso gli istituti di patronato e poi che cosa si fa? Si viene valutati da una commissione medica che non è quella degli invalidi civili ma è appunto la commissione medica dell'INPS e va a valutare proprio quella che è la capacità lavorativa, quindi la riduzione della capacità lavorativa. Quindi è un'invalidità, un tipo di invalidità diverso dalla percentuale pura insomma, e cruda che può essere il 74%, il 90%, il 100%. Ecco, sono tutte magari condizioni specifiche che fanno riferimento alla vita della persona che abbiamo davanti, del lavoratore, della condizione di salute, della contribuzione versata, certo, perché non è detto appunto che un soggetto che ha avuto un problema di salute riesca ad avere la stessa tutela magari di un altro lavoratore, proprio perché la differenza la fa la propria posizione assicurativa, il versamento fatto, il fatto di essere un lavoratore o meno, insomma, ecco, questo più che altro. Come si diceva prima, la consulenza è cambiata perché appunto le norme cambiano repentinamente, no? Ma anche perché i lavoratori e le persone che ci troviamo davanti sono sempre più persone che si rivolgono ai nostri sportelli, ma hanno già una conoscenza, arrivano già con un quadro, mi viene da dire, già fatto, hanno già un'idea di quella che è la loro posizione, no? Contributiva e lavorativa. Mi viene in mente insomma, che adesso, grazie al fatto che anche la pubblica amministrazione si avvicina al cittadino, riescono ad accedere tramite lo SPID, tramite insomma, le proprie credenziali alla propria posizione personale, ad esempio in INPS, e lì già riesci a vedere quelli che sono i tuoi contributi, ti fanno già una proiezione di quella che è la decorrenza, che potrebbe essere la decorrenza della pensione o addirittura l'importo della pensione. Ecco che però mi viene da dire, ci tengo insomma a sottolinearlo, non basta quello, perché proprio bisogna dare la lettura e l'interpretazione corretta a quello che è l'estratto contributivo rispetto insomma a tutte le sfaccettature o alle possibilità e alle tutele che possiamo avere, magari insomma non tutti sono avvezzi o conoscono ecco, questo insomma in maniera particolare, quindi l'importanza di fare riferimento ai patronati, all'INPS, a chi si ritiene insomma più adeguato per una verifica e una consulenza a 360 gradi e nello specifico della propria posizione, ecco, questo sicuramente. Esatto, perché Mauro, per andare in pensione tutti chiedono quando andrò, ma non bisogna avere troppa fretta, nel senso voi aiutate a comprendere quali sono le convenienze, no? Le strade più convenienti. Ovviamente sì, perché alla fine uno quando va in pensione deve abbandonare il proprio posto di lavoro, deve dare le dimissioni del posto di lavoro anche per la decorrenza della pensione, e per cui deve avere ben chiaro in mente qual è come dire, l'importo mensile e l'importo annuo che andrà a ricevere e se quello gli permette di avere una vita dignitosa. La signora che ha telefonato prima che diceva dopo una vita di lavoro vado con 600 euro al mese, mi hanno fatto questo conteggio. Purtroppo ce ne sono tanti perché il lavoro povero è uno dei lavori più diffusi nel nostro paese. E questo tocca spesso e volentieri anche le donne, no? Soprattutto le donne, perché sono quelle che hanno più interruzioni di carriera, sono quelle che sono più coinvolte dal part-time, soprattutto quello involontario,
e pertanto sono quelle che alla fine lavorano di più e ci rimettono di più. Questo è il tema reale. Dovremmo pensare, oltre alla riforma delle pensioni, a una riforma della società, del mondo del lavoro, perché oramai è cambiata anche, come dire, la società, sono cambiate le esigenze, bisogna tutelare di più i tempi di vita, i tempi di lavoro, e ci sono tutta una serie di questioni che devono essere riviste e riformate, perché il rischio è che ci troviamo in un periodo neanche tanto lontano con una popolazione vecchia, consumata e anche miserabile. Davvero una prospettiva, sì, no, ma è quello che dicevamo prima, no? Sulla base contributiva da una parte e poi purtroppo sulla prospettiva di pensioni sempre più scarne se la situazione non cambia. Una telefonata, pronto, chi è? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Mariuccia. Da dove chiama, signora? Da Mira, Venezia. Ci dica. Il mio problema è questo. Ho chiesto appunto all'INPS di valutarmi un'ulteriore invalidità per incapacità lavorativa. Mi è stata riconosciuta, come prima diceva la signora giustamente, oltre all'invalidità INPS, invalidità civile, c'è anche, si può chiedere questo tipo di, sì, dopo tanti anni di lavoro si può chiedere questa ulteriore invalidità. Ulteriore. Adesso mi trovo che la mia azienda sta mandando in prepensionamento con il fondo pensione i dipendenti, e quindi 5 anni prima della possibilità di andare a lavorare in pensione normalmente. Io che ricevo già questa pensione che mi è stata riconosciuta da novembre, posso accedere anche al fondo pensione eventualmente? Chiedo. Allora signora, guardi, il consiglio che le do, esatto, anche per lei, è quello di lasciare magari il numero alla regia in maniera tale da riuscire a contattarla e riuscire a entrare insomma nello specifico di quella che è la sua posizione. Bisogna innanzitutto capire che tipo di pensione le hanno riconosciuto a novembre, quindi se si tratta di un'inabilità assoluta e permanente al lavoro piuttosto che un assegno ordinario. Assegno ordinario di invalidità per 3 anni probabilmente. Sì, quello benissimo, sì, proprio. Ok, quello ecco, di 3 anni. Sì, esatto. Allora, perché appunto mi trovo in una situazione che ormai, per fortuna, la testa è buona, però il corpo non ce la fa più, e quindi ho fatto questa richiesta con il patronato che mi ha aiutato, degli invalidi, eccetera. Certo. E adesso c'era questa opportunità, però sono un po' titubante. Prima di chiedere volevo essere anche sicura di non... Certo, assolutamente. Allora guardi, detta così io le direi che non dovrebbero esserci particolari problemi, nel senso che l'assegno ordinario di invalidità appunto non è una vera e propria pensione, no? Ma è appunto questo assegno calcolato sulla mia attività lavorativa, sui miei contributi versati, che mi permette addirittura di continuare a lavorare. Per cui rispetto a quelle 2 cose che ci siamo detti adesso, le direi che probabilmente potrebbero non esserci problemi, però magari sicuramente una verifica con il patronato che l'ha seguita, ma le direi di più, magari un approfondimento in più con il funzionario, il sindacalista che segue il settore suo di appartenenza lavorativo, perché poi se si tratta di un esodo, se si tratta di una particolare condizione di uscita che sta valutando la sua azienda, è bene che ci sia magari anche una tutela a 360 gradi rispetto a quello appunto che è la sua condizione lavorativa. Però volentieri, se riesce a lasciare il numero di telefono, volentieri la contattiamo magari più tardi o domani, insomma. Diciamo che questa opportunità dell'azienda è per il ricambio generazionale, un pochino, come insomma, ecco, e quindi danno questa possibilità di andare 5 anni prima. Certo. Con il fondo pensione dell'istituto, dell'azienda. L'importante è che sia conveniente per il lavoratore. Esatto. Numero. Certo signora, lasci il numero, quello della signora di prima l'abbiamo già recuperato, poi ve lo passiamo, che così si approfondiscono questi temi che in televisione abbiamo al telefono relativa possibilità, se non si vedono le carte è un po' complesso. Esatto. Senta, ma diamo una buona notizia per sti pensionati, tipo, no? Cioè,
Gli assegni con gli aumenti reali, è vero che arrivano da aprile? Qualcosina si vedrà in questo mese di aprile? Beh, si dovevano già vedere il mese scorso, per cui mi auguro di sì, che ci sia almeno, come dire, una epifania, anche se siamo a Pasqua, nel senso che ci sia questo tipo di svolta. Siamo già in ritardo, per cui noi stiamo attendendo effettivamente che alla fine si riescano a riconoscere questi assegni, queste somme aspettate e che già sono in ritardo, per cui quando arrivano sono benvenuti. E la buona notizia dovrebbe essere che dovrebbero essere già incassati, e qualcuno magari avrebbe anche risolto qualche problema magari di bollette del riscaldamento piuttosto che della luce. Che per fortuna stiamo uscendo anche dal periodo freddo, il tempo che il caldo ci darà tregua prima di accendere i condizionatori, sì, esatto. Là si aprirà un altro capitolo. Invece un'ultima battuta che non c'entra con le pensioni Visentin, ma magari con l'assegno unico, che anche questo ha avuto una discreta rivalutazione, insomma, in questi mesi. Anche lì si sta vedendo qualcosina. Adesso è terminato, sì, si stanno ancora stilando gli ISEE fino a giugno, mi pare ci sia tempo, e ci saranno i conguagli eccetera, però anche lì un pochino in più, un aiuto in più. Una rimodulazione tramite, come dire, la valutazione dell'ISEE della somma erogata è un passo in avanti, questo va riconosciuto, ecco come dire, la novità. È ovvio che anche qua questo non basta a coprire i costi di mantenimento e di inversione della tendenza rispetto anche al gelo demografico, all'inverno demografico che abbiamo appunto in essere. Noi pensiamo che le risorse da mettere a disposizione devono essere molto più strutturate e molto più importanti, anche sotto forma di tempi di recupero, anche di poter avere la possibilità di seguire i figli, i familiari appunto a carico. Esatto, oltre che appunto di metterli al mondo, esatto, sti figli, sì. no? Ecco, anche questo è in tema di sostenibilità, quello che dicevamo prima, no? È un sistema tutto che si deve reggere, però è un cane che si morde la coda, perché da una parte togli... Perché la società, come dicevo prima, si sta modificando. Una volta il welfare uno ce l'aveva portando i figli quando finivano la scuola o l'asilo ai genitori, ai nonni. Adesso molto spesso, proprio per effetto della riforma delle pensioni, i nonni sono ancora a lavoro e pertanto, come dire, servono nuove modalità, nuove strutture, nuovi servizi, e questi devono essere a carico della fiscalità generale, per cui bisogna non come dire, aumentare le tasse, farle pagare in maniera corretta, chi ha di più deve pagare di più, e soprattutto farle pagare a chi non le sta pagando. Ecco, istanze che porterete, l'avevamo annunciato prima, in piazza il 13 di maggio, esatto. Lavoro, pensioni, quali saranno le richieste al governo da qui a neanche un mese e mezzo? Dicevo prima lavoro, la questione del lavoro, la riforma della previdenza, ma anche la riforma del fisco, ma anche la sicurezza sul lavoro. Adesso c'è un'altra norma che sta gridando vendetta, che è i consulenti che si sostituiscono agli ispettori del lavoro nelle verifiche, come dire, e nelle ispezioni nei posti di lavoro. Vuol dire mandare il controllato a controllarsi. Un consulente che segue un'azienda potrà mai dire che quell'azienda non va bene? Certamente, e poi sicuramente si tornerà a parlare di sanità pubblica, vero segretario? E la questione della sanità, che è anche per gli anziani fondamentale. Assolutamente sì, la questione della sanità è un tema che tra l'altro sarà anche il tema delle prossime mobilitazioni territoriali. Ecco, un altro motivo di impoverimento un po' degli anziani, no? Perché se non trovano nel pubblico devono andare nel privato. Devono andare nel privato, e quando si dice che la privatizzazione è già in atto da tempo, vuol dire che io non do più il servizio pubblico, e se voglio curarmi, se voglio e se posso permettermelo, devo rivolgermi al privato, devo
se no devo attendere le liste di attesa chilometriche, le liste di galleggiamento, ma che non danno risposte a chi ha la necessità di avere risposte immediate. Certamente. Senta Valentina, ma quali sono le situazioni che vi si presentano più spesso? Come vedete questi anziani, questi pensionati, un po' scoraggiati oppure ancora battaglieri? Oddio, no, nel senso sono situazioni complesse, ecco, mettiamola così, complesse anche proprio nello specifico, nello spiegare quello che è la possibilità di accesso alla pensione, la verifica sul calcolo di pensione, come può variare, come le soluzioni insomma che si possono mettere in atto. Complesse per noi, come dicevo prima, ma anche complesse da spiegare, perché sì. proprio insomma i temi sono temi difficili, richiedono tanta competenza e tanta sì, capacità proprio anche nel fatto di riuscire ad arrivare all'utente che hai davanti in maniera semplice, perché io quello che dico sempre è ok, i temi sono difficili, sono complicati, però dobbiamo riuscire appunto ad arrivare alla persona, al lavoratore che si rivolge a noi in maniera molto semplice e far sì che almeno questo si alzi dal nostro sportello, dalle nostre scrivanie, dal nostro appuntamento con le idee più chiare o insomma di quando più è arrivato. Esatto, di quando è magari arrivato. Un po' rassicurato va là, perché esatto, c'è bisogno anche di infatti. questo in questo momento qua. Io spero che noi speriamo naturalmente che questo spazio sia come sempre anche questo utile per non solo fare chiarimenti, chiarezza, ma anche per dare una mano a chi deve, lo abbiamo detto, cercare di districarsi in questo mondo complesso che cambia normativamente di continuo. Io ringrazio, il tempo è terminato, ringrazio Valentina Durante, direttrice dell'Ingra di Treviso, e Mauro Visentin, segretario generale della CGIL di Treviso, della vostra presenza, della vostra disponibilità. Come sempre l'appuntamento è ai nostri telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.